Allora, vedete tantissimi cartelloni che un po' ci dicono che cos'è il focus di questa mattinata. Io vi dico una cosa importante, ascoltate al di là che magari siete stanchi o quant'altro, perché è sicuramente un'occasione per imparare delle cose e per capire che ci sono delle opportunità, degli strumenti importanti, perché appunto il titolo di questa mattinata è proprio Le nostre radici, il futuro della terra, ed è un viaggio nello sviluppo rurale della politica agricola comune attraverso progetti, strumenti, contesto istituzionale che vengono raccontati proprio a voi per darvi un'opportunità, per farvi capire che magari ci sono dei problemi ma che si possono superare, e lo faremo tra l'altro con delle testimonianze dirette e poi con quelli che sono proprio gli strumenti a disposizione di tutti, anche di voi appunto, attraverso le istituzioni, in questo caso la Regione, la direzione ADG FERS Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto. Prima di tutto, ovviamente, io ringrazio chi ci sta ospitando in questa mattinata e voglio passare subito la parola a Daniele Perin, vicepreside di questo istituto, che tra l'altro quest'anno festeggia i 100 anni e quindi 150 addirittura. So che lunedì farete una festa, quando la farete? San Martino, quindi l'estate di San Martino, farete una grande festa. Allora, altri 150 di questi anni e passo la parola. Grazie a tutti, un benvenuto caloroso agli ospiti e soprattutto ai ragazzi della nostra scuola. Questo è un anno importante, come ha detto la presentatrice, 150 anni e appunto le nostre radici, il futuro della terra si incastra perfettamente in questo evento. 150 anni di storia, di agricoltura e quindi una staffetta, si può dire, generazionale tra chi ha vissuto l'agricoltura con esperienza e voi che vi affacciate al mondo del lavoro. Vi porto appunto i saluti del dirigente scolastico che purtroppo oggi non può essere qui e vi auguro buon lavoro. Grazie a voi dell'ospitalità e del numero degli studenti coinvolti. Allora, noi iniziamo subito con le storie, le testimonianze e lo facciamo partendo da un video. Siamo partiti con l'idea che, nonostante la zona fosse in pianura, che sembrava che non avesse, tutti mi dicevano ma sei matta, non c'è niente, abbiamo scommesso un po' sul fatto della centralità della zona e che effettivamente è una zona con tantissime cose, molte volte sconosciute anche a chi ci abita. Diciamo che per più di 20 anni ho lavorato nel settore moda, viaggiando anche molto. E questo mi ha portato a capire anche molti meccanismi dell'ospitalità. Quando nel 2003 ho deciso di vendere l'attività che avevamo con la mia famiglia di origine, ho deciso di valorizzare questa casa che a me piaceva molto, la casa di famiglia di mio marito, e abbiamo deciso di valorizzarla. Abbiamo puntato su un turismo di qualità e su anche il ricevimento delle persone che viaggiano per business e che uniscono un po' le due cose. A noi piace pensarci come un urban farm in un contesto molto interessante dal punto di vista culturale e anche sotto certi aspetti paesaggistico. In fin dei conti abbiamo una villa del Palladio a 300 metri, a poca distanza un'altra villa molto importante e questo ci aiuta in parte a creare quell'atmosfera di un certo tipo. Le persone in genere, perlomeno la nicchia di mercato che noi seguiamo, è molto interessata a capire e a fare delle esperienze, sia a livello diciamo di cibo che di visione. Ecco perché abbiamo anche scelto di operare su cose molto particolari che salvaguardano la biodiversità. Indubbiamente sentiamo anche la responsabilità del lavoro che stiamo facendo perché
Per noi è importante che il cliente che poi ritorna nel suo paese, ritorna a casa sua, abbia un bellissimo ricordo della zona, quindi per noi promuovere il territorio lo sentiamo come un senso di responsabilità. I bandi di sviluppo rurale veneto ci hanno permesso sicuramente di avere un'immagine diversa, togliendo quello che era il discorso delle coperture in Eternit, e specialmente anche la parte della formazione, a poter accedere a una formazione di ottimo livello per completare le idee che noi avevamo, o comunque per approfondire alcuni aspetti sia dell'aspetto gestionale dell'azienda, sia dell'aspetto turistico dell'area, ci hanno permesso di fare un salto di qualità nell'approccio ai vari sistemi e alla realtà. Questo ci è tornato veramente utile con tutte le varie cose che sono successe poi dal 18 in poi. Ecco. Se ci fossero i nuovi bandi sicuramente tenteremo di farli, perché vogliamo aumentare in quantità e in qualità la nostra offerta, sia dal punto di vista agricolo sia per l'ospitalità. Questa era la prima testimonianza, e a parlarci e a darci un po' un quadro della situazione, di quelle che sono state le problematiche, di quelle che sono state le opportunità, l'abbiamo già sentite, la partecipazione ai bandi. C'è Giulia Squizzato, che è coproprietaria dell'agriturismo Cadei Memi. Giulia si occupa di marketing, vendite e customer experience nell'agriturismo di famiglia e aiuta in particolare i viaggiatori a cogliere il meglio del Veneto e dell'Italia attraverso appunto l'entusiasmo ma anche i ricordi creati. Allora Giulia, ci vuoi un po' raccontare? Se vuoi utilizzare questo basta premere il bottoncino e si dovrebbe sentire. Perfetto. Sì. Allora racconta un po' l'inizio di questa storia, quali sono state le problematiche iniziali, come ti sono stati d'aiuto gli strumenti, abbiamo sentito i bandi, qual è anche un po' la prospettiva. Sì. Allora avete visto l'intervista a Michela, mia mamma, che si occupa insieme a me, mia sorella, la famiglia e diversi collaboratori di Cadei Memi. Siamo a Piombino Dese e nasciamo come un'azienda agricola direi piuttosto piccola, perché abbiamo 14 ettari attualmente, seminativo, frutteto e un po' di orticole. Nel 2005 abbiamo affiancato l'attività agrituristica. Questo dopo un grande cambiamento, perché l'azienda nasceva storicamente ancora dai miei nonni come un'azienda agricola di tipo molto classico. Negli anni 90, fino agli anni 90 avevamo vacche da latte, che poi con il discorso delle quote abbiamo deciso di abbandonare. Anche perché nel frattempo noi ci troviamo, avete visto le riprese aeree con il drone, proprio nel centro del borgo di Piombino Dese, e insomma la cittadina ci si stava costruendo attorno e non c'erano più gli spazi per poter fare allevamento o agricoltura di tipo più intensivo. Però avevamo come risorsa una grande casa che avete visto e degli edifici rurali e le vecchie stalle, e ci siamo trovati un po' a dire bene, adesso che cosa facciamo di tutto questo che è rimasto un po' inglobato all'interno del centro del paese ma che è ancora azienda agricola. E, vista un po' l'esperienza anche familiare nel mondo aziendale, perché la famiglia di mia mamma aveva un'azienda di abbigliamento e per lavoro si era trovata a viaggiare spesso in tutto il mondo, e si era resa conto un po' della potenzialità del nostro territorio anche quando ancora non si parlava di cicloturismo, di Treviso Ostiglia, di cooking class per stranieri, e ci dicevano mamma mia, ma aprite camere a Piombino Dese, ma chi verrà? In realtà abbiamo visto che ormai sono passati quasi 20 anni, aumentiamo le presenze di anno in anno e abbiamo tantissima soddisfazione dall'attività agrituristica e dagli alloggi, che è poi stata
sviluppata in più con l'attività di ristorazione, l'attività di fattoria didattica e l'attività di turismo rurale. Ovviamente abbiamo potuto fare questo grazie un po' a delle risorse appunto che avevamo in famiglia e alle nostre competenze, nel senso che sia io che mia sorella che mia mamma avevamo tutti deciso di sviluppare, di formarci anche nel mondo turistico e nel mondo della fattoria didattica, e ci siamo preparati con tutti i corsi che bisogna fare per poter aprire un'attività di questo tipo, e anche abbiamo fatto esperienze di lavoro fuori in settori affini, ma non proprio settore agricolo, cercando di portare quello che di buono magari c'è in altri settori all'interno del mondo dell'agricoltura. Per fare questo, ovviamente, siccome gli edifici rurali, quindi queste vecchie stalle, erano lì un po' abbandonate, anche quindi quando sapete che si mette mano a qualcosa di vecchio, di antico, diventa un po' un pozzo senza fondo, bisogna investire diversi soldi. In questo ci ha aiutato molto la consulenza e le opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale e dalla PAC. Sì, potrei, non so se hanno domande loro. Allora, dopo Sì. gliele facciamo fare, però ti chiedo subito se Sì. ci sono state delle cose più difficili di altre. Sì, tantissimo, la legislazione. Allora, Immaginavo, la burocrazia nel vero senso della parola. E poi tua mamma parlava di bandi, dicendo Sì. io ho partecipato ma vorrei partecipare Sì. per avere maggiori opportunità. Sì, Anche partecipare ai bandi non è facile. no, anche partecipare ai bandi non è facile. Allora, il primo consiglio che mi sento di dare, che è stato anche un po' il nostro sviluppo, noi avevamo delle idee, poi ci siamo scontrati con la burocrazia, perché la difficoltà in questi casi qui è riuscire ad adattare il patrimonio storico che si ha a disposizione, e magari degli edifici che magari non sono neanche prettamente storici, però che ci sono già esistenti, alle normative attuali, e renderli, come dire, compatibili con le normative ma anche con i bisogni aziendali. Questo è stato veramente difficile, a volte bisogna mettersi proprio a studiare le normative in maniera precisa e puntuale e riuscire a farsi affiancare da dei professionisti competenti, esperti in mondo agricolo, perché spesso commercialisti generici, per esempio, o consulenti che aiutano le aziende non agricole, non sanno e non capiscono tutte le problematiche fiscali e anche concrete che possono invece avere le aziende agricole. Tra l'altro tu hai detto una cosa importante prima, che bisogna sempre studiare, questo Sì. messaggio nel Purtroppo, senso, ragazzi. l'hai detto, e poi una cosa importante hai detto appunto che avete fatto esperienza all'esterno anche di cose diverse. Sì, io ho lavorato 13 anni in un'agenzia di marketing online, però con una laurea in giurisprudenza, e a volte dico, pur con una laurea in giurisprudenza faccio fatica a seguire, a capire, quando per esempio ho fatto il corso per IAP, per diventare imprenditore agricolo a titolo professionale, e spiegavano la normativa, cioè pur con una laurea in giurisprudenza ero lì che dicevo, oddio, ma è davvero particolare, diversa da quello che avviene negli altri settori. Questo però è anche un'opportunità. Visto che voi insomma avete già scelto non come me, fin dalle scuole superiori questo tipo di mondo, vi dico è giusto spaventarsi un po', perché comunque la parte burocratica c'è ed è ben presente, però nella consapevolezza di questo, facendosi affiancare dalle persone giuste e prima cercando di costruire, di mettere nero su bianco il proprio progetto, si può comunque arrivare a dei compromessi e a costruire qualcosa che funziona, che sta in piedi. E che piace. E che piace soprattutto. Facciamo una pausa. Ecco, la Giulia. nostra Sì, soddisfazione vai. più grande è vedere persone da tutto il mondo. Io solo settimana scorsa avevamo in struttura dei clienti da Singapore, a Piombino Dese. La prossima settimana abbiamo argentini, tedeschi, persone dal Belgio, Lussemburgo, moltissimi americani, insomma riuscire a portare persone che ritornano, perché alcuni clienti tornano
a volte anche ogni anno, per anni consecutivi, in un piccolo paese di provincia veneta, io lo trovo un risultato straordinario. E sono felici e contenti di quello che vivono in strutture, di quello che trovano anche nel territorio, pur con i difetti che conosciamo tutti, magari ci sono il traffico, una viabilità che spesso non incoraggia i turisti a spostarsi, ma ci sono anche tante cose belle, come per esempio la possibilità di viaggiare in treno, che adesso è tantissimo apprezzata anche da turisti, per dire americani, che girano sempre in macchina, e invece quando vengono in Europa piace a loro viaggiare in treno, e trovare e vedere la valorizzazione concreta della biodiversità locale. Vengono tante volte a vedere le galline, le nostre galline padovane con il ciuffo, quelle che avete anche qui in istituto, vengono e mi chiedono: posso mostrarle ai bambini, posso far vedere, posso far raccogliere le uova ai bambini, mi raccontate la storia di questa razza? Vogliono vedere per esempio le uova colorate, perché noi da allevatori custodi di tutte le razze avicole venete abbiamo tutte le uova colorate, e a questa cosa piace tantissimo. Abbiamo avuto dei clienti dal Qatar che hanno portato per la prima volta i bambini a vedere un giardino perché nel deserto il giardino non c'è. E a volte noi diamo per scontate delle cose, adesso questi sono esempi anche magari estremi, però noi diamo per scontato il nostro paesaggio, la nostra cultura, i nostri prodotti. Per chi viene da fuori non sono così scontati, quindi siamo neppure orgogliosi, perché c'è di che andare orgogliosi. Quindi immagino sia importante, saper parlare in inglese comunque, Ovvio. E comunicare anche Sì. attraverso social, sito, eccetera, Sì. eccetera, tutto quello che viene fatto, soprattutto per un pubblico non nostrano. Sì. Adesso c'è la possibilità di abbattere le barriere geografiche, lo sapete anche voi, tramite social media, tramite le newsletter, tramite la pubblicità online, i siti internet. Sono strumenti importanti, fondamentali, che io ho avuto la fortuna di vedere anche dall'interno rispetto al lavoro che facevo prima, che sicuramente mi ha aiutato molto, ma adesso insomma si riesce a formarsi online, oppure ci sono un sacco di corsi anche su questo tipo, ci si può fare affiancare con della consulenza, con della formazione. È una cosa da non tralasciare. Grazie Giulia, rimani qui perché partiamo con il secondo video, quindi con la seconda testimonianza, quindi chiedo alla regia di mandarci il video. La prima immagine che collego a Biorto, una sera in cucina a mezzanotte con mio fratello e un amico, stavamo ragionando appunto su che nome dare a questa nuova azienda. Il Biorto, B sta per voce del verbo essere, per dare un senso completo di elementi fondamentali, quindi non solamente un'azienda agricola basata solo sulla produzione pura, ma che fosse anche contestualizzata in quella che era la realtà locale e potesse a sua volta anche dare qualcosa all'esterno. Siamo subentrati a quella che era la realtà del nonno. Il nonno aveva un'azienda praticamente di piccole dimensioni, molto basilare. Nel frattempo ci siamo laureati sia io che mio fratello e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme, perché l'idea era quella di aggredire il prima possibile il canale della vendita diretta, e quindi abbiamo un po' alla volta nel tempo abbiamo integrato, e cercando di coprire quasi tutto l'anno con ortaggi avvicendati. Solitamente si sente anche in giro: sei quello che mangi. Allora noi vogliamo mettere un tassello importante sulla vita dei nostri clienti, amici, appunto aiutandoli a dargli un prodotto di un certo tipo, che è un prodotto che non parla,
purtroppo, ma dietro quel prodotto c'è appunto tutta un'attenzione riferita alla salubrità del prodotto, e alla sostenibilità economica del prodotto e alla sostenibilità ambientale. L'intervento del PSR è arrivato al secondo anno e abbiamo acquistato 3 attrezzature col finanziamento del 50% e 2 erano per sviluppare quella che era la coltivazione dell'asparago. Un terzo strumento, sempre un disturbo meccanico, che ci permette appunto di intervenire nelle prime settimane sul sottofila della pianta, andando a eliminare quelle che sono le potenziali malerbe che stanno crescendo. Il cofinanziamento di fatto ci ha aiutato a finanziare il leasing del trattore nuovo che avevamo acquistato e dall'altra ci ha aiutato in parte ad allestire il punto vendita. Biorto di fatto rispecchia moltissimo quella che sono anche proprio i nostri caratteri personali, quindi quello che si vede attraverso la comunicazione sui social o anche semplicemente parlando con noi in negozio è quello che siamo, quindi Biorto è molto personale come realtà ed è molto legata a quello che siamo io e mio fratello, e questo si rispecchia anche proprio nella gestione del prodotto dall'inizio alla fine, quindi con un'attenzione quasi maniacale in campo, ma anche poi quella che è la raccolta, la gestione del prodotto post raccolta fino alla vendita. Il PSR Veneto, in una parola, lo vedrei come un booster, nel senso non devo vivere come azienda in funzione dei finanziamenti, ma devono essere visti come un aiuto su quella che voleva essere poi lo sviluppo della realtà aziendale. E chiamiamo qui con noi Andrea Bortolato, co-founder dell'azienda agricola Biorto, che abbiamo appena visto nel video. Lui ha conseguito la laurea magistrale in scienze internazionali diplomatiche e poi ha frequentato un master in Food and Wine 4.0, web marketing e digital communication. Biorto appunto è un'azienda agricola specializzata nelle colture orticole. Prodotto di punta è il radicchio rosso di Treviso IGP tardivo. È un'agricoltura, avete sentito anche nel video, che è molto attenta alla qualità del prodotto e dell'ambiente, a zero branco, fa vendita diretta attraverso un punto vendita annuale, uno spaccio aziendale e anche un sito internet per spedizioni in tutta Italia, e ha operativo anche un canale di vendita per la ristorazione. Allora Andrea, ci vuoi raccontare anche tu da come è partito? Ho capito che sei la terza generazione più o meno, il nonno, giusto? Accendi il microfono perché sennò, e quindi da quello che dicevi nel video, poi raccontaci se è vero, tu hai dato un po' il rinnovamento assieme a tuo fratello a quella che era l'azienda di famiglia, con tutte quelle che sono le problematiche del caso che ci racconterai, per arrivare poi al progetto che volevi realizzare, e ci dirai se sei felice e contento dove stai andando. Allora sì, siamo la terza generazione, dove in realtà la seconda è saltata. Mio papà ha fatto un altro lavoro e mi ero preparato un po' un discorso di presentazione, però facendo l'errore grave di non riguardarmi il video, e in realtà le cose sarebbero state le stesse, quindi provo ad andare un po' a braccio ex novo. Allora io mi sono laureato appunto ormai nel 2014, lo stesso anno di mio fratello, io in relazioni internazionali, mio fratello in scienze e tecnologie agrarie. Io avevo fatto all'epoca anche una tesi di laurea basata su come il marketing e l'internazionalizzazione potessero aiutare a far evolvere l'azienda agricola, perché arriviamo da un territorio a sud della provincia di Treviso dove c'è una grandissima frammentazione di quelli che sono i terreni, perché l'azienda agricola media ha circa 6 ettari dalle nostre parti, fanno asparagi e radicchio e seminativo a rotazione, ed è sostanzialmente a conduzione familiare, quindi sono marito e moglie e i figli che aiutano post lavoro. L'idea era appunto di andare oltre questa visione e quindi abbiamo cercato da subito di spingere su due fronti. Uno, sulla qualità del prodotto, quindi un lavoro agronomico importante in campo, e possiamo anche qui parlare dal mio punto di vista di innovazione di prodotto, perché abbiamo portato un po' di articoli nuovi, e dall'altro anche innovazione da un punto di vista sia comunicativo che proprio di gestione della vendita del proprio prodotto.
e perché da noi praticamente funziona che si produce e si porta dal grossista alla cooperativa e tutto finisce lì. Cioè, da un punto di vista forse anche economico e gestionale è la cosa più semplice, forse è un discorso di scelta, di impostazione aziendale. Dall'altra, per il tipo di percorso di studi che avevamo fatto, reputavamo che quel tipo di scelta per noi fosse poco soddisfacente, dovendo poi starci in campo almeno un 40 anni, volevamo avere un qualcosa di un'azienda un po' più dinamica, ecco, diciamo così. E quindi poi sono stati 9 anni questi un po' strani, perché tra Covid, tra guerre, tra situazioni meteo che non sono più quelle di 10 anni fa, noi questo lo vediamo benissimo. Banalmente sulla coltura dell'asparago, noi non riusciamo ad avere una produzione a pieno regime da circa 5 anni, perché è oggettivamente cambiata un po' quella che è la condizione climatica. E quest'anno si vede benissimo. Non voglio andare in discorsi magari un po', però è la realtà dei fatti dal nostro punto di vista, che appunto facciamo orticole avvicendate durante tutto l'anno e la produzione è prevalentemente incentrata sulla vendita diretta, quindi facciamo tante tipologie di ortaggi e da qualche anno abbiamo affiancato appunto una linea, diciamo, innovativa di prodotto per la ristorazione di altissimo livello, quindi stiamo creando con quelli che sono i nostri clienti un rapporto diretto con gli chef dove c'è un interscambio, noi gli facciamo delle proposte, loro ci chiedono di fare delle ricerche di prodotto e portarle poi a compimento. E anche qui è stato un percorso lungo perché sono abituati che hanno sempre tutto subito. In realtà fargli capire la stagionalità del prodotto e che se vogliono uscire con un piatto bisogna programmarlo almeno 9 mesi prima, perché devo andare a ricercare dei semi o delle piantine, devo metterle in campo, devo coltivarle e devo portare a fine ciclo il prodotto. Quindi anche questa è un'altra linea che stiamo portando avanti da appunto 2-3 anni, da un punto di vista commerciale, diciamo così. Il Covid ci ha dato una spinta importante su quella che era tutta la vendita diretta con le consegne a domicilio e quindi anche lì avevamo aperto questo canale di vendita. Abbiamo poi strutturato un sito internet che dalla vendita diretta con un misto di ortaggi per il cliente porta a porta, diciamo così, si è spostato su quella che è un e-commerce vero e proprio, prevalentemente lavorando nel periodo invernale con il radicchio di Treviso, perché siamo produttori e confezionatori di radicchio di Treviso IGP, e anche quel lato lì sta dando importanti soddisfazioni. Nel frattempo abbiamo appunto aperto un secondo punto vendita annuale e anche lì sono ormai 2 anni, è stato un percorso impegnativo, soprattutto da un punto di vista di comunicazione col cliente, perché anche lì bisogna educare il cliente a un altro tipo di prodotto. Settimana scorsa una signora: Madonna che brutte ste naranze, perché scusate, ma integriamo i nostri prodotti con prodotti bio. La nostra è un'agricoltura a base organica, non siamo certificati per la complessità burocratica, ma anche per il tipo di canali di vendita a noi non serve, perché per noi parla il prodotto. Quindi da una parte c'è la signora che Madonna che brutte ste naranze, però in realtà poi gliele ho spremute e ha fatto un bicchiere con 2 arance e quindi è rimasta contentissima, e poi il gusto è un'altra cosa, mentre adesso si trovano solo arance che arrivano dal Sudafrica. Cioè il periodo, adesso stanno arrivando un po' alla volta quelle italiane, però sul convenzionale avevi arance o Sudafrica o Argentina. E dall'altra invece sono clienti che apprezzano tantissimo e ti dicono: Madonna che buon sto cavolfiore, quindi anche ricevere complimenti sul cavolfiore, sulla lattuga, sull'insalata gentile vuol dire tanto, perché sono prodotti che consideri di base. Se il cliente sente la differenza vuol dire che il lavoro che c'è alla base, c'è dietro a livello produttivo, si rispecchia, appunto, c'è un ritorno da questo punto di vista qua.
Ti chiedo Sono un'ultima andato un po' a cosa, no, caso. tranquillo, ti chiedo un'ultima cosa, gli ultimi 2 minuti. Tu hai detto un sacco di cose, un sacco di progetti, ma all'inizio qual è stata la cosa più difficile? Cioè nel mettere a terra questi progetti, anche nel pensarli? La cosa più difficile è stato il passaggio generazionale. Sono stati mesi di scontro in famiglia, col nonno che non voleva, perché forse ho saltato questo passaggio, ma noi siamo sostanzialmente più o meno subentrati a quella che era l'attività del nonno, abbiamo rilevato i terreni, siamo andati in affitto e quindi quello è stato il passaggio più delicato. A casa invece i nostri genitori che ci dicevano massimati, cosa permetti fare, c'è fatica, hanno che orari e avanti, e appunto invece il nonno che non voleva mollare la presa, quindi sono stati un anno e mezzo di convivenza. Sì, esatto. Allora, il passaggio generazionale sappiamo tutti che è la cosa forse più difficile. Allora, grazie Andrea e procediamo a questo punto con il terzo video, la videostoria. E rimani qui. Sono Filippo Codato, direttore del Consorzio di Difesa di Treviso Vicenza Belluno, che è un consorzio di agricoltori. Emaniamo un bollettino fitosanitario che dà indicazioni sulla gestione dei trattamenti con agrofarmaci dei vigneti nel nostro territorio, e lo facciamo ormai da diversi anni e lo facciamo a oltre 6.000 aziende viticole. Lo facciamo con cadenza settimanale con un bollettino classico, quindi un PDF, un pezzo di carta che dà indicazioni statiche una volta alla settimana uguali per tutta la provincia. L'insorgere, la possibilità, l'opportunità della misura 16 ci ha portato a pensare di strutturare proprio un gruppo operativo, quindi è stato uno stimolo importante anche in termini di modalità di creazione del gruppo operativo, di selezione dei partner eccetera, quindi noi come Condifesa TVB siamo i capofila e abbiamo portato proprio le esigenze dei nostri associati viticoltori e abbiamo appunto scelto chi ci sembrava a nostro parere il partner migliore per le varie componenti che ritenevamo utili e importanti del nostro progetto. Quindi sicuramente dover utilizzare dei modelli che ci chiedevano di da subito approntare un business plan, scrivere nero su bianco come volevamo raggiungere, che obiettivi volevamo raggiungere, come volevamo raggiungere, in che tempi, ci ha aiutato proprio a chiarirci le idee e anche a mettere nero su bianco il chi fa che cosa, che non è sempre semplice quando siamo in tanti a dover sederci attorno a un tavolo. La componente innovativa di Body vuole essere quella di mettere in rete, mettere a sistema delle risorse e avere come obiettivo quello di poter fornire questo servizio, quindi dare uno strumento 4.0, uno strumento di agricoltura di precisione alla grande massa dei viticoltori e non solo a un'elite, passatemi il termine, di grandi aziende. Body vuole essere anche proprio una chiave di sostenibilità sociale per dire guardate che noi i trattamenti non li facciamo a caso, ma li facciamo utilizzando un supporto tecnico e scientifico che ci dice quando dobbiamo utilizzare il prodotto per non perdere quello che ci fa fare reddito, insomma, ecco, quindi sicuramente per noi queste sono le chiavi portanti del progetto. Penso sia fondamentale il coinvolgimento proprio diretto dell'impresa agricola in tutte le fasi del progetto, dalla raccolta delle esigenze iniziali a proprio la concretizzazione di un prodotto. Ecco, qui è la terza storia, quindi chiamiamo l'ultima sedia Filippo Codato, direttore Confdifesa TVB, mi piace tantissimo, gruppo operativo Body. Ha lavorato per 10 anni per un organismo pagatore regionale nella gestione di contributi comunitari e nazionali in agricoltura. Dirige il Consorzio di Difesa delle Attività Agricole e delle Avversità della provincia di Treviso dal 2013, che dopo la fusione con Vicenza è diventato appunto Condifesa Treviso Vicenza Belluno, il TVB, che è bellissimo, appunto è l'acronimo di queste 3 province. Allora Filippo, ci racconti anche tu, un po' l'hai spiegato appunto nel video, qual è stata l'ideazione, appunto il 4.0, l'impresa agricola al centro e tutto quello che ne è derivato. Ok, grazie mille dell'opportunità.
E sono orgoglioso sia della scelta di TVB e sia della scelta del nome Body, perché ho avuto queste due intuizioni andando a correre la mattina, quindi tante volte il pensiero laterale aiuta, insomma, ecco. Bene, io ho fatto anche l'istituto agrario come scuola di formazione superiore, diciamo, e poi sono laureato in scienze agrarie a Padova. Appunto dal 2013 sono subentrato nella direzione di questa realtà che è un consorzio di difesa. È una realtà, diciamo, non tanto grande in termini di dipendenti, perché abbiamo 8 persone di personale e 3 tecnici sul territorio, ma è una realtà che ha un fatturato importante, perché aiutiamo le imprese agricole a fare quello che da sole, come piccole realtà, farebbero fatica a fare in alcuni ambiti. In particolare c'è il tema della difesa dagli eventi atmosferici avversi, dalle avversità climatiche, meteorologiche, e poi anche in ambito fitosanitario, che è un po' la questione che oggi andiamo a toccare, insomma, con questo progetto. Quindi io sono entrato in una realtà che ha compiuto 50 anni, quindi una realtà che è nata nel 72 come consorzio antigrandine, dove il tema era la grandine. E poi abbiamo sentito anche dalle testimonianze precedenti la questione del cambiamento climatico, che sta impattando in maniera diretta e concreta anche sul nostro territorio, ci sta sostanzialmente ingaggiando su questioni molto sfidanti, impegnative, che sono quelle di dare nuovi strumenti alle aziende agricole per poter continuare a fare reddito, a produrre, anche in una chiave ovviamente di riduzione degli input chimici, sia nel convenzionale sia ovviamente anche nel biologico. E quindi quello che mi è stata, io sono entrato nel 2013 in questa realtà, a fine 2013, a dicembre, e quindi dal 2014 ho un po' iniziato a lavorare su questo. Mi era stato chiesto di trovare il modo di valorizzare una grande risorsa che avevamo come consorzio, che era una rete di stazioni agrometeorologiche. Avevamo 50 stazioni allora sulla provincia di Treviso, fate conto che ARPA ne ha 11 se non sbaglio, o 9, quindi una rete molto importante, perché storicamente il nostro consorzio faceva da recapito viticolo, cioè ogni martedì i tecnici, non solo i tecnici del consorzio, ma anche i tecnici dei consorzi agrari, delle grosse anche multinazionali che producono fitofarmaci, i rivenditori, ci si trova ogni martedì a stilare una sorta di bollettino fitosanitario, cioè dare delle indicazioni ai viticoltori su come gestire i vigneti, e queste indicazioni teoricamente impegnavano tutti i partecipanti a questo gruppo di lavoro, anche chi vende agrofarmaci, a rispettare queste indicazioni. Quindi avevamo storicamente già questa funzionalità che veniva, appunto, come detto sul video, portata avanti con un bollettino tradizionale settimanale, cioè ogni settimana veniva emanato un bollettino come capogruppo di questo recapito viticolo e si dava indicazioni. Il problema però qual era? Il problema era che la diversità del territorio, vi faccio l'esempio proprio della provincia di Treviso, che conosco ovviamente bene, è immensa, perché se voi andate dal vigneto di Collina, parliamo della zona di Valdobbiadene, di Conegliano, che tutti un po' conoscete, e poi vi spostate invece verso sud per arrivare ai confini con la provincia di Venezia, ai confini con il Friuli, c'è una diversità orografica, microclimatica, che poi si ripercuote ovviamente sulla fenologia della pianta e anche sullo sviluppo dei patogeni, elevatissima. Vi faccio solo un esempio molto, secondo me, che mi ha stupito quando abbiamo iniziato a fare il progetto. Pensate che solo nell'ambito della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, da Valdobbiadene a Conegliano, abbiamo avuto annate anche con 15 giorni di differenza nella schiusa delle gemme sul vitigno Glera da Valdobbiadene a Conegliano. Quindi in un territorio che non è immenso, ma che ha una forte, connotazione anche orografica e poi che si traduce anche in meteoclimatica, dare delle indicazioni fitosanitarie, cioè dire fai il trattamento lunedì per quel patogeno, è un'indicazione che è troppo grezza, è troppo grossolana, che poi deve essere portata sul territorio in maniera
molto più georeferenziata, molto più vicina alle scelte e alle realtà del singolo territorio. E quindi insomma la sfida era trovare il modo di contestualizzare un'informazione fitosanitaria che non fosse più a livello macroscopico provinciale o alla meglio in 3 aree, collinare, pedemontana e di pianura, ma trovare un modo che affinché questa informazione venisse declinata il più possibile sulla singola azienda, ed è stata questa una sfida molto importante. Perché ci siamo sentiti ingaggiati anche da questa sfida? Perché voi sapete che il vigneto veneto è un vigneto mediamente piccolo, noi abbiamo una forte polverizzazione delle realtà viticole, siamo arrivati all'anno scorso, se non sbaglio, mediamente il vigneto veneto è di 3,5 ettari, 3,7 ettari, una cosa del genere. Quando stavamo discutendo del progetto Bodi la dimensione era ancora inferiore, perché il vigneto si sta un po' aggregando, ecco, e quindi eravamo, se non sbaglio, sui 2,5 ettari, 2,8 ettari. Quindi abbiamo tantissime aziende, di quei 5.000 bollettini di cui si parlava prima, tantissime aziende che sono piccole o medio piccole e che non hanno la possibilità di avere spesso una consulenza tecnica precisa, puntuale sulla propria azienda, ma devono in qualche modo avvalersi di reti, di informazioni, eccetera, eccetera. E quindi su questo la sfida era tradurre l'informazione di un bollettino unico e di 50 stazioni meteo sui 5.000, 6.000 aderenti al sistema di bollettini fitosanitari. Quindi questa era la sfida che avevamo in mente, sul quale abbiamo iniziato a ragionare, pensando a nuove tecnologie, a nuove modalità, e che poi è un po' sfociata, diciamo, nel progetto Bodi. Ecco, questo è un po' il nocciolo della cosa. Allora, intanto grazie per questa prima testimonianza, perché poi lì ritroveremo in altre 2 occasioni i nostri testimoni. Allora devo dare 2 dettagli tecnici. Quello che state vedendo oggi lo rivedrete poi, perché vedo anche qualcuno che sta registrando, sul sito di Sviluppo Rurale Veneto, quindi tutta la mattinata la potrete rivedere, prendere pezzi, ascoltare le testimonianze, eccetera, eccetera. Adesso tocca a voi, perché vediamo un QR code. State già tremate, perché adesso vediamo quanto ne sapete delle istituzioni europee, da dove arrivano poi i famosi soldi, le famose opportunità. Vediamo se ne sapete un pochettino. Questo è il QR code, istituzioni europee, PAC. Comunque avete anche tutto in cartellina. Questo è il primo QR code a cui dovete inquadrare, poi potete risponderci, così vediamo un attimo qual è lo stato delle cose, che cosa ne sapete. La prima interrogazione informale che facciamo questa mattina, diciamo così. Così vediamo poi di arrivare proprio a quelli che sono gli strumenti che abbiamo già sentito e accennato dalle testimonianze. Diamo circa un minutino per rispondere, va bene? Perché siamo giustissimi con i tempi, siamo bravissimi. Facciamo fare anche i nostri testimonial, se vogliono, il primo QR code, così vediamo cosa ne sapete anche voi.
Queste sono le risposte alla domanda 1, mi pare che ci sia una prevalenza di 106. Questa è la domanda 3? La 2? Ok, questa è la domanda 2. Perché quali sono i principali strumenti? No, questa è la 4 a questo punto, La 3? Perché io la vedo lì? Siete sicuri? Ok. Qui mi dicono che siete stati bravissimi, quindi eravate molto preparati sul tema. Non so se qualcuno aveva fatto uno spoiler già delle domande in previsione dell'incontro, però dalla regione mi dicono che siete stati bravissimi, quindi forse in futuro potreste avere anche un futuro nell'istituzione regionale. Abbiamo tutti i risultati, giusto? Direi che erano questi e che siete, a parte qualcuno che ha sbagliato, ma veramente pochi. Allora, grazie. I nostri 3 testimonial li faccio riaccomodare nelle prime file, perché li ritroveremo subito dopo, perché adesso, appunto, come vi avevo anticipato, diamo la parola alle istituzioni. Quindi, effettivamente, l'organismo è l'ente che poi deve gestire quelli che sono i fondi, deve gestire, spiegare e sensibilizzare anche su quali sono gli strumenti. In particolare abbiamo sentito parlare di PSR Veneto e quindi adesso io devo dare subito la parola ad Alessandro Simonato della Regione del Veneto, titolare dell'incarico di elevata qualificazione, programmazione e sviluppo rurale presso l'autorità di gestione regionale del FEARS. Collabora con la rivista Aggiornamenti Sociali e con varie istituzioni e associazioni per la divulgazione di tematiche europee ed è autore della monografia Multilevel Governance, profili costituzionali, il coordinamento tra regioni, Stato e Unione Europea. Ad Alessandro Simonato il compito di darci un primo scorcio su quello che è il quadro istituzionale e normativo della UE e della PAC. Serve il puntatore. Questo. Buongiorno a tutti. A me il compito in 10 immagini, 10 minuti di introdurre quella che è la politica agricola comune. E quindi, come avete già sentito, una politica che riguarda la stragrande maggioranza delle aziende agricole, i consulenti agronomi, i formatori, quindi verosimilmente riguarderà molti di voi nel concreto. Una politica del quale, appunto, in 10 immagini proveremo a capire che cos'è, quali sono gli obiettivi e quali sono gli strumenti. Intanto, politica agricola comune, che cos'è? È una politica europea decisa dalle istituzioni europee. Prima avete visto tramite Mentimeter come funziona. Diciamo 2 risposte su 3 erano corrette, quindi dopo cercheremo anche di scoprire qual è quella errata. Politica europea decisa da istituzioni europee, primo punto. Secondo punto, se voglio andare a leggerne quali sono gli ingredienti principali, dove li trovo? Li trovo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcuni articoli dedicati alla politica agricola comune. Attenzione, piccolo flash, sono questi articoli identici dal 1957 ad oggi. Vuol dire che la politica agricola comune europea nasce insieme alle istituzioni europee, è la prima grande politica messa in comune dagli Stati membri e ancora oggi condivide degli obiettivi fondamentali. Vediamo che appunto dal 1957 ad oggi gli Stati membri decidono che venga decisa e attuata una politica comune attraverso gli strumenti di una politica agricola messa insieme. Cosa vuol dire avere una politica agricola comune? Vuol dire darsi degli obiettivi comuni, degli strumenti comuni, delle regole comuni. Prima della politica agricola teniamo presente che negli Stati membri dell'Unione Europea c'erano migliaia di regole diverse, migliaia di strumenti di finanziamento differenti. Andiamo alla slide successiva. Ok. Quali sono gli obiettivi della politica agricola comune ieri e oggi? Li proviamo a leggere insieme. Incrementare la produttività, il tenore di vita equo dei lavoratori in agricoltura, stabilizzare i mercati,
avere approvvigionamenti sicuri, cioè sicurezza alimentare, e prezzi ragionevoli per i consumatori. Possono sembrare obiettivi vecchi, superati, in realtà li vediamo confermati oggi, e gli eventi che sono stati dichiarati prima, il Covid, le guerre, ci hanno fatto toccare nuovamente con mano come questi obiettivi siano fondamentali per la vita quotidiana di ciascuno di noi. Teniamo conto che lo sono oggi, lo erano ieri, negli anni 50, quando è nata la politica agricola comune, quando 1/3 della popolazione di lavoratori lavorava in agricoltura, non c'era cibo sulla tavola per tutti e il cibo doveva essere in larga parte importato. Passiamo alla slide successiva. Ok, quali sono gli strumenti che ieri come oggi vengono messi a disposizione della politica agricola, cioè come funziona concretamente? Funziona tramite dei fondi, cioè delle risorse pubbliche. In particolare sono due: un fondo di garanzia di che cosa? Di una sicurezza alimentare, e fondo di orientamento di che cosa? Di orientamento delle strutture agricole verso il futuro. Passiamo pure 2 slide, eccolo qua. Come funzionano oggi? Quindi parlavamo, gli strumenti sono risorse pubbliche che funzionano attraverso dei fondi. Cosa vuol dire risorse pubbliche? Vuol dire che nel bilancio dell'Unione Europea una parte consistente oggi cuba il 30% del bilancio totale dell'Unione Europea. In passato valeva anche il 70%, oggi ci sono tanti obiettivi per le istituzioni europee, la politica agricola comune vale il 30% delle risorse pubbliche del bilancio, che significano concretamente in questi anni 387 miliardi. Come vengono messi a terra questi 387 miliardi? Tramite, dicevamo, 2 fondi, e quindi qua entriamo anche un po' negli acronimi che vengono utilizzati. Uno è il FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, che utilizza come strumenti in particolare i pagamenti diretti che arrivano agli agricoltori, e il FEASR, che funziona attraverso il cofinanziamento di investimenti, quelli che abbiamo sentito in particolare dai nostri testimoni, attraverso l'adozione di programmi di sviluppo rurale a livello regionale. Quindi si dice che la PAC è strutturata intorno a 2 pilastri, il FEAGA e il FEASR. Entrambi sono 2 strumenti che hanno un meccanismo di funzionamento diverso, entrambi finalizzati a raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune. Allora andiamo avanti. Quando nasce la politica agricola comune? Nasce nel 1962 concretamente, con l'adozione dei primi regolamenti. Dopodiché cosa succede? Solamente una brevissima panoramica. Per 30 anni, dal 62 al 92, il fondo principale, che è il FEAGA, quello che oggi supporta i pagamenti diretti, cosa faceva? Sosteneva politiche dei prezzi dei prodotti agricoli, cioè venivano fissati dei prezzi minimi garantiti per ciascun prodotto. Dal 1992 si è passati dal sostegno dei prezzi al sostegno delle aziende agricole disaccoppiato dalle produzioni. Quindi questo è lo snodo principale, giusto per ricordare un attimo come è funzionato. Abbiamo avuto 30 anni di sostegno ai prezzi e adesso sostegno alle aziende tramite i pagamenti diretti. Chi decide la politica agricola comune? Allora abbiamo visto, politica agricola comune vuol dire avere obiettivi, regole e strumenti comuni in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Abbiamo visto quali sono gli obiettivi, in particolare cibo accessibile per tutti a prezzo ragionevole e con reddito equo per chi produce quel cibo. Abbiamo visto quali sono gli strumenti, cioè dei fondi, il FEAGA e il FEASR. Chi le decide? E qua è la domanda delle 3 che è stata sbagliata. Questo perché, andiamo a vedere, queste sono le 3 principali istituzioni europee, 3 principali ingaggiate nella decisione della PAC. Le istituzioni europee sono anche altre e le avevate correttamente individuate. Chi decide sono le 2 istituzioni sotto, cioè il Parlamento europeo,
che è composto dagli europarlamentari eletti da noi cittadini europei. L'8 e il 9 giugno di quest'anno ci sono state le elezioni europee, credo che alcuni di voi abbiano anche partecipato, nel quale abbiamo votato la composizione del Parlamento europeo. Ecco, il Parlamento europeo è una delle due istituzioni che approva i regolamenti che decidono appunto la politica agricola comune. L'altra istituzione è il Consiglio dell'Unione Europea, dove siedono tutti i governi degli Stati membri. C'è una terza istituzione fondamentale in questo processo decisionale, che è la Commissione Europea, che è composta da una presidente, 27 commissari, e dirige delle direzioni tecniche, tra le quali la direzione agricoltura. Alla Commissione Europea spetta fare la proposta iniziale di budget e di regolamenti, che poi vengono discussi dal Parlamento e dal Consiglio. Ok, quindi la Commissione non approva, ma formula la proposta iniziale che poi viene discussa dalle altre istituzioni europee. Teniamo presente che in questi giorni è stata individuata la Presidente della Commissione Europea per i prossimi 5 anni, che è la von der Leyen. Lunedì è stato audito dal Parlamento Europeo il futuro commissario all'agricoltura, che è Hansen del Lussemburgo. Detto tutto questo, perché la PAC oggi? Come mai ancora oggi viene confermato il fatto che ci sia una politica agricola comune con obiettivi comuni, regole comuni e anche risorse pubbliche comuni? Perché abbiamo visto gli obiettivi iniziali continuano a essere ancora oggi importanti da perseguire: cibo per tutti, accessibile e reddito equo per chi produce quel cibo. Oggi è cambiata però la società, non è più 1/3 della popolazione lavorativa che lavora nell'agricoltura, sono 10 milioni di agricoltori, però siamo 450 milioni di consumatori, 1/3 di noi cittadini vive nelle zone rurali. Quali sono gli obiettivi della PAC oggi? Sono sempre quelli previsti dal trattato, ma vengono poi declinati in maniera diciamo più legata alle esigenze di questi anni, e quindi nel 2023-2027 gli obiettivi sono sempre quello del giusto reddito e la competitività. Vediamo anche il tema della filiera, vediamo anche il tema dei cambiamenti climatici, fondamentale, e la tutela dell'ambiente. Vediamo anche la necessità di sostenere il ricambio generazionale, eppure tenere conto che diciamo, l'agricoltura, l'attività agricola si svolge in aree rurali, cioè non urbane, che è importante che siano vivaci e vitali, altrimenti l'agricoltore e la sua famiglia si va a spostare in città e viene a perdersi il presidio di queste zone. Ultima cosa, andiamo a vedere una novità di questi ultimi anni, non solo degli obiettivi che sono stati diciamo arricchiti rispetto a quelli iniziali, ma vediamo anche che quelli che sono i due pilastri tradizionali, il primo pilastro sostenuto dal FEAGA, il secondo pilastro sostenuto dal fondo FEASR, in questi ultimi anni non viaggiano più solamente tramite due binari paralleli che non si parlano tra di loro, ma la decisione proposta dalla Commissione europea e approvata dal Parlamento e dal Consiglio è stata quella di programmare il loro utilizzo in un unico documento strategico che si chiama Piano Strategico Nazionale. Per darvi un'idea, il Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 in Italia vale 37 miliardi, quindi 37 miliardi dedicati alla PAC in Italia in 5 anni, di cui 21 miliardi nel primo pilastro e 16 miliardi nello sviluppo rurale. Ecco, alcune di queste informazioni tra l'altro le trovate in questo vademecum che vi è messo a disposizione in cartellina. Io mi fermo qui, lancio la palla per la visione di un video. Esatto, infatti a conclusione di questo vogliamo proprio vedere quali sono stati i risultati del PSR Veneto 2014-2022, quindi con i dati aggiornatissimi. Vediamo il video e poi ridiamo la parola.
poi sarete pronti perché abbiamo un nuovo QR code, tra l'altro il secondo. Il dopo programma di questo. sviluppo rurale Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono più di 1 miliardo e 500 milioni di euro i fondi stanziati dall'Unione Europea, dalla Regione del Veneto e dallo Stato italiano. Di questi, più di 1 miliardo e 100 milioni di euro sono stati già erogati, pari al 73% delle risorse programmate. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato oltre 57.000 domande. Per fornire un supporto concreto alle imprese, sono stati finanziati oltre 5.000 interventi di investimento aziendale, per un sostegno complessivo di 347 milioni di euro. Uno dei principali obiettivi del fondo è incentivare la formazione degli agricoltori con un sostegno di oltre 23 milioni di euro. Sono stati più di 77.000 i partecipanti alle attività formative. Un altro degli obiettivi del programma è favorire il ricambio generazionale. Sono stati oltre 2.300 i giovani agricoltori inseriti nelle aziende agricole presenti sul territorio veneto. Per favorire la preservazione, la valorizzazione e il sostegno degli ecosistemi, sono stati erogati aiuti per 453 milioni di euro. Oltre 98.000 ettari di terreni sono stati gestiti con pratiche favorevoli alla biodiversità e al paesaggio, pari al 12,2% della SAU regionale. Ben 88.000 ettari sono stati oggetto di contratti di gestione che mirano a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, pari al 10,9% della SAU regionale. In 96.000 ettari di terreni il consumo di acqua è stato razionalizzato e gestito, coprendo l'11,9% della SAU regionale. Infine, quasi 22.000 ettari di terreni sono stati interessati da investimenti finalizzati al risparmio irriguo, pari al 9,1% dei terreni serviti da irrigazione strutturata. Per supportare le aree montane sono stati stanziati 538 milioni di euro, finanziando complessivamente più di 12.000 domande. Infine, per sostenere lo sviluppo dei territori rurali con fragilità, sono stati finanziati più di 1.500 progetti, con un sostegno di 74 milioni di euro. Eccoci qui. Adesso, finito, vogliamo fare altre cose. Tocca a voi, con il secondo QR code, quindi quello che avete in cartellina, ma comunque adesso ve lo mettiamo anche sullo schermo, un po' per sapere che cosa ne sapete della politica di sviluppo rurale. Vediamo se siete bravi come nelle prime domande. Poi ovviamente vedremo nello schermo i risultati, abbiamo sempre 1 minuto per rispondere. Possono farlo tutti.
Vogliamo vedere se avete risposto bene anche a questa seconda tranche di domande. Vediamo. Allora, prima domanda, la Costituzione italiana che attribuisce la competenza per le decisioni? Anche qui abbiamo una prevalenza della terza risposta, 96. Quali sono i principali soggetti? Qui autorità di gestione regionale, organismo pagatore regionale. E quali sono i beneficiari della politica? Aziende agricole, aziende agroalimentari, eccetera, eccetera. Anche in questo mi pare che siate abbastanza preparati, direi molto, molto preparati. Grazie intanto. Ne avrete una terza poi, verso la fine della mattinata. A questo punto chiudiamo la parte istituzionale col dottor Franco Contarin, che è direttore della direzione ADG FEARS, bonifica e irrigazione della Regione del Veneto. Dal 2014 è responsabile dell'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale per il Veneto e del complemento di sviluppo rurale. È stato anche responsabile regionale delle materie caccia e pesca nel 2016, foreste e selvicoltura e bonifica e irrigazione. È stato dirigente dell'area tecnica dell'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPE, responsabile dello sportello unico agricolo regionale. Tra il 2009 e il 2010 ha ricoperto il ruolo di dirigente della segreteria tecnica del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA. A lei la parola. Buongiorno a tutti anche da parte mia e prima, lo dico subito se no me lo dimentico, vi saluta l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner, che sa di questa iniziativa e ci tiene che io vi saluti da parte sua. Allora, dopo l'inquadramento che ci ha dato Alessandro dei massimi livelli, no? Partiamo dal Parlamento europeo in giù, vediamo cosa succede un po' più vicino a casa nostra. E cioè, io cercherò in pochi minuti di vedere con voi con chi si sono rapportati Giulia, Filippo, Andrea, quando hanno avuto a che fare con le risorse e gli strumenti che li hanno utilizzati a realizzare i loro progetti. Allora, avete già risposto correttamente, la Costituzione italiana demanda il governo dell'agricoltura a livello regionale. Il Ministero dell'Agricoltura, il Parlamento nazionale hanno solo un ruolo di coordinamento. Ma perché questo? Vi viene da chiedervi perché queste cose non si governano a Roma? Ecco, il motivo l'ha citato prima Filippo, perché la fortuna nostra, di noi che lavoriamo nel settore dell'agricoltura, di voi che lavorerete nel settore dell'agricoltura, è che ogni realtà è diversa. È legata a un territorio, se il territorio è pianeggiante, se è vicino al mare, se è in montagna, se è in collina, con un clima diverso, con vegetazioni diverse, con animali diversi. Quindi, per fare in modo che i grandi obiettivi, che le grandi regole siano effettivamente efficaci, coerenti, la Costituzione italiana ha deciso che la politica si governa per il settore agricolo a livello regionale. Non è per tutte le materie così. Ad esempio, sapete che l'istruzione è governata a livello nazionale. I vostri professori non dipendono dalla regione, sono decisi, il preside è deciso dal ministro e dal ministero e dalle sue strutture, ok? Così non è in agricoltura. Andiamo avanti. Questa l'avete già vista, l'ha presentata Alessandro. Venendo agli strumenti di cui parliamo oggi, regole, risorse, strumenti europei dedicati all'agricoltura divisi in due caratteristiche, in due categorie, primo pilastro, secondo pilastro, pagamenti diretti, aiuti allo sviluppo rurale, di cui stiamo parlando in particolare oggi, che sono contenuti in un unico documento, cornice, che è il Piano Strategico Nazionale. Il Piano Strategico Nazionale, proprio in rispetto a quello che prevede la Costituzione, dice sì, ci sono degli interventi comuni in tutta Italia, pensate ai pagamenti diretti, no? Molti di voi probabilmente li conoscete già, li avete studiati o li conoscete per esperienza familiare. Ogni ettaro coltivato può fruire
di un aiuto solo per il fatto di essere coltivato, ok? Questi sono i pagamenti diretti. Ci sono altri interventi che guardano invece ai progetti che l'agricoltore può facoltativamente mettere in atto per sviluppare la sua attività, e sono la realizzazione, le regole sono demandate alle regioni in 21 documenti. 21, le regioni sono 20, ma abbiamo anche 2 province autonome, Trento e Bolzano. Ecco perché 21 sono questi complementi regionali per lo sviluppo rurale, sono dei libroni, dei documenti in cui sono scritte e descritte tutte le regole e come si destinano e come si possono usare queste risorse. Parliamo di sviluppo rurale, l'ha spiegato Alessandro, ci sono degli obiettivi generali che declinano alcuni aspetti della politica agricola comune che gli sono affidati. Li potete leggere qui, io non ve li sto a citare, vanno dalla redditività e dalla competitività del settore agricolo fino alla sostenibilità ambientale, a quello che le tecniche agricole possono fare per avere un contributo positivo in termini di miglioramento del clima o l'adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. Una cosa su cui io vi vorrei fare ragionare, avete visto dei numeri prima, ma voi sapete cos'è, chi è l'agricoltura del Veneto? Lo chiedo ad esempio a voi qua davanti. Se io vi chiedessi, dimmi, cos'è l'agricoltura del Veneto? Voi cosa mi direste? Allora, provo a suggerirvelo io. Voi sapete che in agricoltura, in Veneto, ci sono 83.017 aziende agricole, lo sapevate? Vi sembrano tante o poche? Il tanto e un poco è una categoria quasi filosofica che dice tutto e dice niente, no? Allora io vi dico che sono, hai ragione tu, sono relativamente tante, perché sapete quante sono? Sei stato bravissimo, ma ti è andata, non dico come direste voi, perché è andata proprio bene, ma tante perché sapete quante sono le imprese? L'impresa agricola, l'azienda agricola è un'impresa, c'è un imprenditore, abbiamo avuto 2 bellissimi esempi qui, no? Stamattina. Ma sapete quante sono le imprese in Veneto? Tutte le imprese, gli artigiani, i calzolai, il casolin che vende, il negozio alimentari, la cartolibreria, la grande industria che fa attrezzature. Sapete quante sono? Circa 500.000. Quindi vuol dire che le imprese che operano nel settore agricolo non sono poche. È un settore significativo, importante. Pensate che questo settore gestisce praticamente tutta la parte pianeggiante del Veneto. Sono 835.000 ettari di SAU. Vi dico questi numeri per farvi capire che voi vi state formando in un settore che impatta sulla vita di tutti, e in Veneto siamo 4 milioni, quasi 4.900.000 abitanti. Okay? E vendiamo prodotti agricoli e agroalimentari. Voi avete qui la bellissima esperienza dell'ITS, no? che evoca certe produzioni molto avanzate del nostro settore e che vanno vendute anche all'estero, e quindi altri consumatori che si aggiungono a questi 4.800.000. La superficie del Veneto, la chiedo di là, voi sapete quanto è grande il Veneto? Per capire se gli 835.000 ettari sono tanti o sono pochi. Sapete quanti ettari è il Veneto? Ve lo dico io. 1.800.000 e rotti ettari, di cui circa 450.000 sono foreste, boschi, a partire dai Colli Euganei e poi tutta la zona montana. Ok? Quindi voi capite che voi siete in un posto molto bello, molto sfidante, ma molto importante anche, ma non perché ce lo diciamo, ma perché può rovinare o migliorare la vita anche di molte altre persone, di tutte quelle che abitano in Veneto. Detto questo, perché l'abbiamo detto? Perché gli strumenti che noi cerchiamo di illustrarvi, che voi già studiate sui libri, ma cerchiamo di darvi toccare con mano, perché probabilmente alcuni di voi saranno al mio posto, al posto di Alessandro, fra qualche anno. Alcuni di voi lavoreranno con Filippo, ok? Alcuni andranno nelle aziende di Giulia e di Andrea a dare dei consigli. Saranno loro che verranno a chiedere a voi dei consigli, delle consulenze su come affrontare il cambiamento climatico, diceva Andrea, no? O su come migliorare l'offerta, diceva Giulia,
per rendere più accattivante. Oppure Filippo diceva, per fare sì che ognuno dei suoi 6.000 soci viticoltori faccia il trattamento giusto nel momento giusto del suo vigneto e non a caso ogni settimana, ogni 15 giorni. Sapevate che i nostri nonni, i nostri genitori molto spesso fino a 20 anni fa sicuramente trattavano così. Ogni 15 giorni, ogni settimana o dopo ogni volta che pioveva trattiamo la vite, trattiamo il pesco e il melo. Piccolo problema, mangiavamo un chicco d'uva o mangiavamo una mela o una pesca o bevevamo del vino che dentro di sé aveva anche tutti i residui di questi generosi, no, trattamenti fatti così cadenzati. Filippo lavora per dire no, vediamo di fare il trattamento quando serve. Perché? Perché il trattamento costa cifre iperboliche, sono farmaci che somministriamo e hanno il costo dei farmaci, quindi non sprechiamo, ma soprattutto mettiamo i dosaggi minimi necessari per evitare impatti devastanti sulla salute di ciascuno di noi e di chi si nutre con ciò che produciamo, e impatti devastanti sull'ambiente in termini di impoverimento della biodiversità, perché colpiamo insetti anche utili. Dicevo, questo strumento di cui parliamo qui in Veneto è composto a 6 priorità. Pensate che la prima riguarda i giovani, lo vedremo dopo. 44 interventi. Cosa sono gli interventi? Sono i bandi, sono l'insieme di regole per poter sostenere un aiuto, per ricevere un aiuto a sostegno del proprio progetto. Gli obiettivi specifici per ogni intervento. 817, quasi 818 milioni di euro sono le risorse assegnate al Veneto in questo periodo che va dal 2023 al 2027. I numeri, questi numeri che vi ho dato adesso, in termini ad esempio finanziari, sono importanti o meno? Sono importanti perché finora, nel passato, negli ultimi anni, hanno consentito di finanziare i 2.400 giovani che si sono insediati con un aiuto finanziario, una dote di 40.000 euro per i primi anni di attività da agricoltori, e in più gli è stato dato il 50%, come spiegava Andrea, a rimborso del costo degli investimenti necessari per consolidare e ammodernare l'azienda che hanno acquistato o che hanno ricevuto dal nonno in affitto o in cui sono subentrati. Come si compone? È un documento, si legge, ha un indice, io qua vado veloce, c'è una parte del documento che fa l'analisi del Veneto, dice perché ci sono certe priorità e quindi sceglie come destinare queste risorse e illustra le regole. Questa slide ci parlo sopra per dire che tutto questo processo di elaborazione, di stesura di questo documento non lo facciamo noi, io, Alessandro e altri colleghi che sono qua in prima fila. In realtà noi siamo soggetti che servono altri. Perché? Perché ci sono delle assemblee, c'è stato un processo partecipativo che ha coinvolto tutte le associazioni agricole del Veneto, tutte le istituzioni che parlano di ambiente, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste, e insieme si è cercato di decidere quello che poi si è andati a scrivere e quindi ad attuare, si sta attuando. Ecco qual è la priorità. È interessante la prima, perché probabilmente tra di voi, io mi auguro proprio, anzi lo so per certo, ci sono anche degli agricoltori, i futuri imprenditori agricoli, cioè coloro che decideranno di essere protagonisti. La massima attenzione di questo documento di programmazione di queste risorse è per chi decide, ha un proprio sogno, un proprio progetto e vuole diventare agricoltore, vuole diventare imprenditore agricolo di successo. Il secondo aspetto, la seconda priorità è la sostenibilità, in particolare la sostenibilità ambientale, quella su cui voi vi state preparando, l'innovazione, nei diversi ruoli ho detto agricoltori, consulenti, tecnici, burocrati come sono io, tutti sarete voi che assumerete questi ruoli con l'obiettivo di innovare, di portare del nuovo, ok? La vivibilità dei territori, la loro fragilità che va sostenuta, una scelta metodologica, quella di focalizzare le risorse per fare massa critica ed essere efficaci sui singoli obiettivi che il documento si è dato. Le risorse sono state divise
per gruppi di interventi, ad esempio dei 917 milioni di euro, 70 milioni sono per questi premi individuali di 40.000 euro al giovane agricoltore, altri circa 230-250 milioni di euro sono sulla sostenibilità ambientale, altre decine, 60 milioni di euro sono per l'indennità per continuare l'attività agricola in zona montana e così via, non sto qua ad annoiarvi ulteriormente. Come viene attuato questo strumento? Ci sono, era anche una delle domande se non ricordo male del QR code, ci sono vari soggetti, ho visto che avete risposto correttamente, quindi li conoscete. Un soggetto è l'autorità di gestione, è un gruppo di persone che supporta l'assessore all'agricoltura e la giunta regionale nella guida di questo programma e nella sua attuazione. Un altro soggetto importante è l'Agenzia Veneta per i pagamenti, che è l'organismo pagatore della Regione del Veneto, che è il soggetto che in base alle regole decise dalla giunta regionale e dall'autorità di gestione cosa fa? Raccoglie le domande e i progetti, li valuta, li controlla e poi eroga il finanziamento. Vabbè, concretamente come si attua, come si fa? Periodicamente, in vari momenti dell'anno, escono degli avvisi, dei bandi si chiamano, che non sono altro che appunto dei documenti abbastanza dettagliati che rispetto a un obiettivo che dichiarano, uno dei vari obiettivi che ha la PAC, mettono in fila quante risorse rende disponibile, che tipo di progetti e di spese possono essere presentati, chi è il beneficiario, il richiedente che può beneficiarne, e poi le regole per attuare i progetti nel modo dovuto e nei tempi dovuti e quindi effettivamente percepire questo aiuto. Eccolo qui, vedete cosa contiene un bando, chi può partecipare, i requisiti, cosa si può finanziare, le operazioni e le spese, i tipi di aiuto, le aliquote di sostegno, gli impegni e i tempi. E con questo io finisco qui, grazie. Allora, se vi sedete ricominciamo, così andiamo via veloci. 12:30 chiudiamo la mattinata, siamo sicuramente bravissimi. Un saluto anche a tutti i ragazzi collegati, perché so che appunto c'è questo plesso, ma ce n'è un altro e molte classi sono anche collegate. Vi ricordo che tutto poi lo potrete vedere su Sviluppo Rurale Veneto, se volete rivedere anche questa mattinata o prendere spunti e appunti. Vediamo se riusciamo a fare anche un po' di leggero silenzio, così poi iniziamo. Vedete che ci sono già le nostre testimonianze sedute, perché poi avremo modo di confrontarci con loro. Abbiamo 15-20 minuti alla fine per le vostre domande, quindi se ne avete scrivetevele, tenetevele, che poi diamo la voce anche a voi. Prima di iniziare appunto un po' con la tavola rotonda, vogliamo mostrarvi un video, perché tutto quello che abbiamo detto ovviamente è inserito in una campagna di comunicazione. Come avete sentito anche dalle storie, è sempre più importante comunicare bene quelle che sono le opportunità e gli strumenti. Per questo appunto la Regione del Veneto ha dato il via a una campagna di comunicazione apposita, che deve essere ovviamente aperta a tutti e comprensibile a tutti, e l'ho fatto naturalmente con un linguaggio e con una storia, e questa è la prima parte di 3 parti di questa campagna di comunicazione. L'ultima, quella che è proprio in questo momento visibile e aggiornata, la vedremo alla fine di questa mattinata, ma si è cominciati da qui. Matteo è il mio migliore amico. Lui abita in campagna. Insieme viviamo tantissime avventure. Oggi siamo andati nel vigneto della sua famiglia, in mezzo a 1000 grappoli d'uva.
PS, ho preso una foglia di vite per ricordarmi questa giornata. Agnese, la mamma di Matteo, è preoccupata perché non piove da tante settimane. Ad un certo punto ho sentito un profumo, quello della marmellata di zucca del signor Giorgio. È dolcissima! Ho anche scoperto come si seminano le castagne. Crescono e diventano alberi molto grandi. E a fine giornata mi ha portato nel suo posto preferito, all'ombra del vecchio castagno. Caro diario, io e Matteo abbiamo fatto una promessa. Ci prenderemo sempre cura di questo posto. Croce sul cuore. Matteo? Ecco qui, questa era la prima parte della storia. Come vedete è proprio una storia che continua, appunto ci sono 3 passaggi, il terzo lo vedremo alla fine di questa nostra mattinata. E adesso facciamo vedere, non so se avete sentito, nel video lei dice non piove da alcune settimane, sono preoccupata. Vogliamo proprio parlarvi in questo momento e attraverso un video del risparmio d'acqua in agricoltura. Altro argomento importante, abbiamo sentito parlare dei cambiamenti climatici, quindi altro tema, altro video. Il programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Uno dei principali interventi attivati ha riguardato l'ammodernamento e la riconversione degli impianti irrigui per il risparmio di acqua. Le risorse concesse dal programma per questo intervento sono pari a 41,5 milioni di euro. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato 1.264 operazioni per attuare questa tipologia di intervento. Di queste, 702 sono state già concluse. Ed è proprio grazie a questi interventi che oltre 1.200 aziende agricole presto disporranno di un contatore per monitorare il consumo d'acqua. Sono 41.870 gli ettari di terreni interessati da questi investimenti, finalizzati al risparmio irriguo, pari al 5% della SAU, la superficie agricola utilizzata in Veneto, che equivale al 12% della superficie regionale irrigata nel 2020. La quasi totalità degli interventi è stata effettuata in aree del Veneto con bilancio idroclimatico negativo. Questo si tradurrà in un risparmio idrico potenziale di 85 milioni di metri cubi anno, pari ad una riduzione annua di 2.122 metri cubi ad ettaro. Inoltre, l'introduzione di questi nuovi impianti ha già fatto registrare una riduzione media del 49% dei volumi irrigui utilizzati sui terreni oggetto di intervento. Le colture maggiormente interessate da questi investimenti sono il mais, 39%, il grano tenero, 17% e la soia, 9%. Questo ha avuto un effetto diretto anche dal punto di vista economico. L'80% delle aziende che hanno utilizzato i finanziamenti per il risparmio idrico hanno dichiarato di aver aumentato la loro produzione lorda vendibile, PLV, per un valore compreso tra il 10% e il 30%. Un miglioramento che ha portato 3 principali vantaggi. È aumentata la quantità prodotta della stessa coltura, 52% delle aziende. Sono state introdotte colture a più alto valore aggiunto, 20% delle aziende.
È stato incrementato il prezzo di vendita delle produzioni già presenti. 16% delle aziende. Eccoci qui, quindi dopo la comunicazione e appunto la questione del risparmio d'acqua vogliamo ridare voce ai nostri testimonial, quindi a Giulia, ad Andrea, a Filippo e al dottor Contarin, per capire appunto, abbiamo parlato di PSR, abbiamo parlato quindi di strumento, vogliamo capire da voi come nelle vostre particolari situazioni il PSR è servito, quali sono state le difficoltà, che cosa avete utilizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo iniziare sempre da Giulia e facciamo questo giro? Sì, allora la misura diciamo più importante che noi abbiamo utilizzato ci ha consentito di intervenire sulle coperture dei nostri fabbricati rurali, una parte che aveva ancora, ahimè, le coperture in amianto, in Eternit, e siamo riusciti a fare la bonifica dell'amianto nel 2014, 13 o 14, e questa è stata, diciamo, una misura che ci ha consentito, a parte di mettere in sicurezza i fabbricati, anche di migliorarne ovviamente l'aspetto estetico. Visto appunto che siamo anche una struttura ricettiva. Un secondo intervento che abbiamo invece sviluppato negli anni successivi sono stati interventi di consulenza e di formazione. Sono veloce, troppo veloce. Così veloce che spengo il microfono e non riesco neanche ad accenderlo. Vuoi aggiungere qualcosa in particolare, magari? Se hai avuto delle difficoltà soprattutto nel recepire, quali sono le... No, siamo stati seguiti bene, ovviamente bisogna stare attenti nel momento in cui si va a valutare il bando, che sia un bando che si adatti bene alla propria realtà. Come qualcun altro diceva prima, non siamo noi che, cioè il PSR deve servirci da boost, deve servire da boost alle aziende, quindi non siamo noi che ci dobbiamo piegare al bando, ma è il bando che si deve adattare un po' al nostro progetto, questo è importante, altrimenti è meglio aspettare, provare a farcela con le proprie forze, oppure aspettare la misura giusta che si adatti bene a noi, al nostro momento, al momento storico che sta attraversando la nostra azienda. Questo è un consiglio che mi sento di dare, di non farsi magari abbagliare dal fatto, oddio, ci sono un sacco di soldi in palio, facciamo tutto, ma appunto cercare di fare i passi giusti che sono coerenti col progetto che ciascuno di noi ha. Tra l'altro adesso abbiamo partecipato, stavo dimenticando, a un'altra misura importante per un restauro di un altro fabbricato per il prossimo, che incrocio le dita, se riusciamo a portarlo a termine ci consentirà appunto di restaurare un altro pezzo di fabbricato, sempre grazie al PSR. Sono contributi a fondo perduto per una parte della montare, quindi comunque l'azienda deve investire di suo. Per questo dico, siccome tante volte la parte più sostanziosa dobbiamo comunque mettercela noi imprenditori, oltre al tempo che serve a seguire il progetto, è importante essere seguiti bene e fare i passi giusti. Quindi non il fai da te e poi una cosa... No, ci sono dei consulenti, ci sono anche le associazioni di categoria e poi appunto sì, ci sono dei consulenti che vi possono seguire concretamente sia nella definizione, nel trovare il bando giusto per il vostro progetto, sia nel confezionare le relazioni, perché c'è molto lavoro di scrittura, di preparare le relazioni, i progetti, i conteggi, eccetera. Quindi questo sì, bisogna cercare di creare un team dove l'imprenditore continui possibilmente a fare l'imprenditore, non diventi il burocrate, e invece trovare le persone giuste che riescano un po' dopo a confezionare nella miglior maniera il progetto e riuscire a portarlo avanti. Poi tu hai detto una cosa importante, in un certo senso non bisogna partire dal bando, ma bisogna partire dal progetto. Diciamo sì, che il bando è uno strumento in più che ti può aiutare a arrivare prima, oppure a rientrare prima del tuo investimento, magari che ti consente di fare le cose 2 o 3 anni prima di quello che potresti fare con le tue risorse, quindi in questo senso
come diceva il mio collega, è un boost, ti deve aiutare a essere operativo prima. Questo è molto importante, però il progetto deve stare in piedi da solo. Allora, proseguiamo nel nostro giro. E quindi se volete facciamo il giro proprio sì, ok. Io pensavo anche ad una cosa, appunto, a proposito di rispondere ai bandi e avere un'opportunità in più, immagino anche modificare in corsa il progetto che abbiamo in mente, magari anche grazie al bando. Non so se può essere stata questa anche un'esperienza. Allora, anche noi effettivamente il progetto è nato prima ovviamente del bando, quindi avevamo già un'esigenza in mente, dovevamo però necessariamente trovare dei partner con i quali sviluppare il progetto, perché noi avevamo l'esigenza, avevamo già una parte di background, i tecnici sul territorio, le stazioni meteo, eccetera, però era importante capire a chi affidarci per realizzare questo progetto. E quindi poi l'uscita, noi nella fattispecie abbiamo utilizzato i finanziamenti della misura 16, che si chiamava così nella programmazione precedente, che 16.1 e 16.2, che sostanzialmente in primis stimolava proprio la creazione di gruppi operativi. Quindi anche avvalerci di uno schema che veniva in qualche modo proposto dal bando ci ha aiutato a ricercare i partner, a costituire anche una rete di imprese che non avevamo neanche pensato di poter fare, ma poi un po' grazie anche a questa necessità, diciamo, di accesso al contributo pubblico ci siamo strutturati in questo modo, e anche a selezionare sostanzialmente i partner da coinvolgere in questo gruppo operativo. Noi in questo caso siamo stati il capofila del progetto come Consorzio di Difesa, che in realtà è una società cooperativa di agricoltori sostanzialmente, e abbiamo poi coinvolto anche in un progetto che aveva un'elevata multidisciplinarità, abbiamo dovuto avvalerci di una società che ci ha aiutato sulla parte algoritmi, software per la previsione dello sviluppo dei patogeni, peronospora, oidio sul vigneto, eccetera, eccetera. Un'altra società che ci ha aiutato sulla parte meteorologica, quindi rilevazione e elaborazione dei dati meteo, e abbiamo poi dovuto avvalerci anche noi ovviamente di qualcuno che ci aiutasse a seguire tutto l'iter di accesso alla contribuzione, che in realtà devo dire che per noi non è stata una sovrastruttura, ma ci ha aiutato a mettere dentro su alcuni binari anche un modo di lavoro, quindi anche con una reportistica periodica, incontri periodici, che magari se sono lasciati un po' alla farsi cogliere, diciamo, dalla smania di arrivare all'obiettivo, tante cose vengono tralasciate, fatte in un certo modo. Quindi devo dire che noi l'idea c'era, ma entrare dentro a una struttura di bando, diciamo, ci ha aiutato a farlo in maniera più ordinata e probabilmente anche più efficiente ed efficace, insomma, ecco. Prendo sempre in mano. Ultima parola, appunto tu hai parlato di boost, hai parlato anche di mercato quando parlavi di prodotti, nel senso di guardare sempre anche al mercato. In questo appunto il PSR come ti è stato utile e quali sono state anche le difficoltà? Allora noi abbiamo aderito alla misura quella di primo insediamento, quindi all'epoca avevamo a disposizione i 40.000 euro a fondo perduto e il cofinanziamento al 40% su un investimento, che appunto, come si diceva prima, gli altri 60 bisogna metterli più IVA e bisogna prima anche trovare chi te li finanzia se non ci sono risorse proprie. Quindi il progetto deve per forza esserci e devi anche dimostrare la sostenibilità del progetto. E con i 40.000 euro noi siamo andati appunto ad coprire i costi di avvio dell'azienda, perché siamo passati da ditte individuali a società, quindi anche solo semplicemente andare dal notaio sono 1.500 euro, a capirsi più o meno. E in più, appunto, nell'ottica di fare una vendita diretta siamo andati a più o meno a costruirci quello che sarebbe stato poi il negozio, il punto vendita dell'azienda. Con questo, con il fondo perduto, con il 40%, e siamo andati ad investire su delle attrezzature, e
in ottica di, appunto, volendo fare un prodotto di qualità e non di quantità, non siamo andati a rinnovare il parco macchine del nonno con attrezzature più grosse, più grandi, più belle, ma a differenziare, perché l'obiettivo era quello di avere un prodotto anche più sano, oltre che più buono, anche più sano, quindi anche se non abbiamo aderito all'agricoltura biologica, ma appunto si cerca di fare un'agricoltura organica, siamo andati ad investire su attrezzature che andassero a ridurre quello che era l'utilizzo di prodotti fitosanitari, in particolare quello che erano i diserbi. Quindi abbiamo acquistato quell'attrezzatura che avete visto prima nel video, che si chiama Oliver, ed è appunto consideriamo un piccolo erpice che lavora sul sottofila, sottopianta, e va a scalzare via le malerbe sul sottofila. E ad esempio quella macchina lì costa sui 13.500 più IVA, per capirsi. E poi abbiamo fatto un investimento su un diserbo a vapore che da utilizzare poi sempre sul sottofila, però durante la coltivazione dell'asparago, perché l'asparago è una coltura molto delicata ma anche particolare, e quindi andare a intervenire senza diserbi è abbastanza complesso. Anche lì abbiamo sperimentato varie tecniche, questa, ma anche con tipo un telo pacciamante, dove poi i germogli, finita la raccolta, bucano il telo e fuoriescono, mentre l'erba rimane sotto soffocata. Questa è un'altra tecnica giusto per integrare, e un terzo invece, una terza attrezzatura era un atomizzatore portato per intervenire nell'impianto sostanzialmente. Quindi questi un po' i nostri interventi. E scusa, passivamente io, che arrivo da una formazione non agraria, ho partecipato a diversi corsi di formazione cofinanziati, quindi promossi dall'associazione di categoria, ma su finanziamento della Regione Veneto e di conseguenza dei fondi PSR. E sono stati fondamentali a partire dal corso IAP che ho fatto di 150 ore, e poi diversi corsi di marketing, di comunicazione. Mio fratello invece ha partecipato a corsi di gestione dell'azienda, e non ultimo l'anno scorso e quest'anno siamo stati seguiti anche da un tecnico in campo, quindi con 4 incontri in azienda da un punto di vista agronomico, giusto per anche rendersi conto di che tipi di corsi ci sono. Assolutamente. Vai. Giulia? Sui corsi, infatti, e sul ruolo delle associazioni di categoria volevo aggiungere appunto un discorso. Sono proprio le associazioni di categoria dei grandi catalizzatori appunto di fondi, perché anche loro stesse utilizzano fondi del PSR per proporre formazione, ed sono momenti molto importanti per gli imprenditori, perché sono l'occasione anche di conoscersi tra di noi e fare un po' di networking, confrontarsi, capire ognuno che problemi ha nella sua azienda, nella sua zona, e magari anche lasciarsi contaminare da nuove idee che altrimenti, stando sempre a casa, e insomma sappiamo che tutti lavoriamo tanto, non si ha l'occasione di mettersi in discussione, di confrontarsi. Quindi sono dei momenti preziosissimi, al di là del corso in sé, che hai bisogno del bollino per poter magari fare certe attività, o per la sicurezza o per qualsiasi altra cosa. È utile il fatto di conoscere persone nuove, di conoscerle e di mettersi un po' in discussione. Io l'ho trovato preziosissimo. Allora, grazie. Io faccio un po' tirare le fila al dottor Contarini. Io mi sono scritta un po' di termini che hanno usato i nostri testimonial. Hanno parlato di progetto, che bisogna avere progetto, di non utilizzare i fai da te, ma usare dei professionisti. Le associazioni di categoria le abbiamo appena citate. La rete, fondamentale anche per portare avanti i progetti, quindi la scelta dei partner, la multidisciplinarietà, la sostenibilità e la formazione. Queste sono alcune delle tematiche, ma lascio al dottor Contarini un po' fare il punto di questo che hanno detto i nostri testimonial. Va bene, grazie. Parlerò adesso e dopo starò zitto, vi prometto. Quindi spero di usare bene con voi questi ultimi minuti che ho a disposizione. Allora, innanzitutto ringrazio la nostra moderatrice Micaela, ringrazio tutti voi dell'attenzione e ringrazio soprattutto i miei collaboratori che hanno organizzato l'evento, ma soprattutto i 3 testimoni.
Io mi sono notato molte cose, a dire il vero, Michela, che loro hanno detto da stamattina in poi, e spero che abbiate fatto anche voi così, perché se io dovessi coniare, cogliendo la tua provocazione, coniare uno slogan di questo nostro incontro, e avendo anch'io una figlia più giovane che usa molto il telefonino come fate voi e che mi dice che sono un dinosauro, che non so fare le cose, ed ha ragione, io direi che avete avuto un assaggio da quello che è virtuale, social, a ciò che invece è real. Loro sono real, li avete visti anche pestare il campo, l'erba, la mamma di Giulia. Vi assicuro che anche Filippo è molto real, lui pesta molto, gli piace, proprio un appassionato di conoscere gli agricoltori, di andare nelle aziende, di vedere le piante, di toccarle. E quindi questo per me spero sia anche la consegna, quello che avete potuto percepire oggi. Io mi ero notato delle cose, è vero, consulenti, formazione, networking, fare confronto. Io spero che voi abbiate ricavato un altro messaggio, e cioè che c'è un mondo reale, ok, che vi sta aspettando, ok? Noi stiamo aspettando voi. Ma non è una battuta, abbiamo bisogno del vostro contributo professionale, oltre che personale, brave persone, bravi professionisti, ma sapete per fare cosa? Per costruire il mondo, per costruire quello che vedete, quello che voi state usando ora, in qualche modo l'abbiamo costruito noi. Io sono più vecchio, l'ho costruito io con altri della mia età. Loro sono più giovani, lo stanno realizzando adesso. Siamo venuti oggi a parlare a voi perché voi nel vostro ruolo di periti agrari, agrotecnici, dottori forestali, dottori agronomi, dottori chimici, ingegneri, quello che andrete a fare, chi si fermerà e andrà subito a lavorare, chi farà l'ITS, chi andrà all'università, sappiate che su questi temi, cioè sui temi con cui, lo ripeto, sono noioso, tutti hanno a che fare, perché tutti respiriamo aria, tutti abbiamo bisogno della terra per camminare, tutti abbiamo bisogno di uno spazio verde in cui guardare con gli occhi, rilassare la mente, camminare, respirare, stare con i nostri familiari e fare una scampagnata. Tutti mangiamo, tutti beviamo, quindi vuol dire che ci sono 8 miliardi in questo momento, tendono ai 9 per il futuro, di persone che hanno bisogno del vostro contributo per fare queste 5 cose che ho detto meglio, ok? Io credo che questa sia, almeno per me quando ero al vostro posto, avere minimamente la percezione di questo è, loro hanno detto booster, è un catalizzatore, visto che fate molta chimica qua, è un catalizzatore mostruoso per dire, oh ragazzi, io mi diverto, vado in giro con gli amici, ascolto musica, vado in discoteca, seguo il cantante di turno, lavoro col telefonino, ma vorrò nel resto della mia vita anche aggiungere a tutto questo il fatto di sapere che come papà e mamma escono al mattino e tornano alla sera, io uscirò al mattino e tornerò alla sera per lavorare, sì per guadagnare, perché si guadagna anche discretamente nel nostro settore, ma soprattutto quello che io avrò fatto servirà e resterà nel mondo, forgerà il mondo. La cosa bella, l'ha detto prima assolutamente Giulia, le persone vengono da tutto il mondo e stanno qua e guardano le galline che abbiamo visto anche noi. Magari noi le galline le abbiamo a casa, no? Abbiamo la nonna che ha il pollaio, la gallina fa l'uovo, vabbè, ok. Lei ha detto, attenti perché uno è venuto dal Qatar con i bambini per mostrare la gallina di Polverara, col ciuffetto. Allora capite che cose così semplici, in realtà semplici non lo sono per noi perché qualcuno ce le ha trasmesse, qualcuno ce le ha fatte ereditare e le possiamo godere. Ma non è automatico, per questo il mondo reale sta aspettando il vostro contributo e potrete darlo come volete. Andrea e suo fratello hanno deciso loro di fare l'azienda così. Il loro nonno la gestiva in un modo diverso.
e produceva cose diverse. E loro hanno detto: no, sai che c'è, a noi piace questo, vogliamo provare questo, rischiamo su questo. E adesso hanno clienti, e a me è piaciuto un passaggio che tu hai detto prima, Andrea, all'inizio. Lui ha usato, non so se l'avete colto, ha detto clienti, amici, molto timidamente, perché la persona è adorabile per come si pone delicatamente nei riguardi nostri, no? Ma ha detto amici. Cioè, pensate che differenza c'è a vivere un lavoro, un qualcosa che fai dicendo sì, è uno che mi paga, è uno a cui vendo e se riesco a spuntare un prezzo un po' più alto mi serve per vivere, ma lo faccio pensando che sia un amico. All'amico faccio la cosa più bella che posso fare, cerco di trattarlo meglio che posso, non mi permetterei mai di rischiare che l'amico magari poi stia male perché mangia dei miei prodotti o di prenderlo in giro, brava. Allora, voi capite, questo l'abbiamo visto sulla loro esperienza. Io la allargo, andare a lavorare in una cantina che raccoglie le uve da fornitori oppure da soci e la trasforma in buon vino, in vino sano e non in qualcosa che sano potrebbe non essere. Oppure chi di voi andrà a lavorare in altre industrie agrarie, una volta si chiamavano così, pensate una latteria o pensate qualsiasi azienda, ce ne sono 3.500 in Veneto che prendono un prodotto agricolo e lo trasformano in un prodotto alimentare già confezionato, semilavorato. Farlo con la percezione di dire: io voglio contribuire a migliorare questa cosa, come se davanti a me ci fosse il mio amico che mangia questa cosa o che la dà da mangiare ai suoi familiari. Ecco, questo è il messaggio che io mi sento, Michaela, di raccogliere e di tradurvi con altre parole, con altre frasi. Abbiamo voluto essere qui con voi perché ci teniamo molto a voi, per mostrarvi alcuni aspetti su cui noi lavoriamo, nei vari aspetti. Io lavoro nella parte burocratica, con me c'è Jonathan, c'è Alessandro, c'è Cristina, c'è Alice, che hanno lavorato, oltre a Maria Paola, altri che hanno lavorato proprio per organizzare l'incontro. Noi lavoriamo sulle carte e ci piace molto farlo perché sappiamo che in questo modo comunichiamo e trasmettiamo dei valori, non sono solo chiacchiere, non ci serve solo per fare business, per far soldi, ci sono dietro delle cose importanti che possono far stare meglio e vivere meglio. Ci tenevamo a venire con voi perché siamo convinti che tra di voi ci sarà chi prende il nostro posto, quando noi ovviamente andremo in pensione o cambieremo lavoro, il posto di Giulia, di Filippo, di Andrea, o il posto di quelle persone preziose, ok, che gli hanno dato i consigli giusti, gli hanno aiutati a fare le pratiche nel modo giusto per ottenere il finanziamento e poter realizzare queste belle cose, o i tecnici che lavorano con Filippo e vanno da quelle migliaia di agricoltori ad ascoltare i loro problemi legati al fatto che quest'anno è piovuto molto o che nel 2021 non pioveva mai, o l'eccesso di temperatura che abbiamo nei mesi di agosto, e quindi tutte le turbative che questo genera sui cicli fenologici, sulla fenologia e sui cicli vegetativi delle nostre colture, o pensate agli animali in stalla. Tutti i consulenti che servono, esperti di aspetti per far cosa? Per consentire all'agricoltore di fare al meglio il suo mestiere. Ecco, sono tutti ruoli che vi chiamano in causa, sono tutti ruoli che possono essere aiutati. Noi abbiamo parlato della PAC perché è lo strumento di cui siamo responsabili, ma ce ne sono molti altri che seguono altri colleghi. Tutte queste cose, queste regole che ci ha spiegato prima Alessandro, sì, sono importanti, ma sono importanti perché servono a migliorare la vita nostra e di tutti gli altri miliardi che siamo nel mondo di abitanti, ok? E questo è il messaggio, ripeto, noi vi stiamo aspettando, noi personalmente, ma noi rappresentiamo tutte le persone con cui voi avrete a che fare nel futuro della vostra vita professionale. Giocherete il vostro carattere, la vostra onestà, la vostra trasparenza, la vostra inventiva, ma giocherete anche quello che state imparando ora. E noi abbiamo voluto che
oggi dedicaste un paio d'ore ad ascoltare quello che noi vi abbiamo raccontato, per fare in modo che in quello che state imparando e che userete come professione ci sia anche un granellino che noi oggi vi abbiamo consegnato. Quindi io vi ringrazio tantissimo, voi e i vostri professori e il vostro bellissimo istituto, vi auguro anch'io altri 150 anni e più, e vi auguro soprattutto un'ottima conclusione del vostro corso di studi. Vi auguro di scegliere la cosa che più vi piacerà di fare dopo, studiare ancora, buttarvi sull'attività, quello che ritenete, e vi auguro veramente di trovare la massima soddisfazione nel contributo che solo ciascuno di voi può fare per migliorare quello che stiamo studiando. Ok? Grazie. Grazie al dottor Contarin anche per questa ventata anche di ottimismo e di carica. Dovete scendere in campo nel vero senso della parola, a tutti gli effetti, in qualsiasi campo vogliate scendere poi. Chiudiamo questo giro di tavola rotonda un po' con quelli che sono i consigli dei vostri pari, tra virgolette, dei nostri testimonial di questa mattinata per voi, per qualunque appunto scelta voi facciate, a che cosa dovete stare attenti, quali sono i consigli che loro stessi insomma si sono sentiti dire, o comunque vista l'esperienza che hanno fatta, che cosa dovrebbero fare o non fare questi ragazzi sulla base di tutto quello che abbiamo presentato loro questa mattinata. Vuoi iniziare sempre tu, Giulia? Sì, allora il mio consiglio, parto da una parola chiave che abbiamo visto nello spot prima, che l'ho visto un po' dedicato a voi, metto dentro anche me, noi giovani che lavoriamo in questo settore, ed è la cura. È una parola bellissima che secondo me si sta benissimo in questo lavoro, e quindi se devo darvi un consiglio è: lavorate con cura su voi stessi come professionisti, al di là di quello che andrete a fare, i dipendenti, gli imprenditori, i liberi professionisti, andrete a fare i consulenti, non lo so, però fatelo con cura, lavorate su voi stessi con cura, fate esperienze tante, magari anche diverse, ma sempre con cura, non con la foga, magari come succede adesso, no? Con quella fretta di dire, beh, faccio questo un anno, 6 mesi, faccio poi qualcos'altro perché voglio cambiare. Va benissimo, ma fatelo sempre con la cura di costruirvi un percorso, cioè di lavorare sul vostro percorso. E poi nel lavoro, in campo, in azienda, nei negozi, non lo so dove andrete a lavorare, la cura verso il cliente, verso i destinatari del nostro lavoro. Possono essere clienti, possono essere appunto amici, abbiamo visto. Le persone hanno bisogno, sono come noi e hanno bisogno di non essere presi in giro. Facciamo un lavoro importante, facciamolo con cura. Prego. Ma allora, io vi dico una cosa molto importante secondo me. Riprendo l'intervento del dottor Contarin, c'è una necessità fortissima di tecnici, di competenza, di consulenti, perché guardate, fare l'agricoltore oggi, ma domani lo sarà ancora di più, è sempre più difficile. Le sfide dei cambiamenti climatici, la presenza di nuovi parassiti, la riduzione di agrofarmaci, di principi attivi che possiamo usare nei nostri campi, giustamente anche, quindi non voglio dire che dobbiamo tornare a usare i farmaci di agrofarmaci di 50 anni fa, che avevano problemi di residualità, di inquinamento delle falde e cose di questo tipo, è quasi drammatica, e c'è bisogno quindi di trovare nuovi strumenti per affrontare le nuove sfide che l'agricoltura dovrà affrontare. Vediamo gli estremi: abbiamo avuto un inverno siccitoso, una primavera piovosissima che ha creato problemi in ambito fitosanitario, non siamo riusciti a seminare quando si doveva seminare, siamo arrivati a fare oltre 20 trattamenti sui vigneti, anche sui biologici, prima e dopo la pioggia, per riuscire a portare a casa il prodotto. La sfida è poi ad agosto le temperature alte, le notti tropicali che sono un problema fortissimo, perché le piante di notte non riescono a riposare, ad accumulare le risorse, quindi vanno in stress idrico, anche durante il giorno le temperature alte non consentono di... Abbiamo veramente
veramente di fronte a noi molte sfide da affrontare e le aziende agricole da sole non potranno affrontarle se non supportate dalle istituzioni, ma supportate da tecnici. E soprattutto aggiungo una cosa molto importante, tecnici indipendenti, perché purtroppo oggi abbiamo una grandissima presenza di tecnici sul territorio che dipendono, che sono dei rivenditori, cioè che vanno a vendere in azienda un prodotto. Questo è sicuramente importante, è un tessuto che ci consente di avere l'innovazione delle multinazionali sulle nostre campagne, ma c'è bisogno di rafforzare il tecnico indipendente, cioè qualcuno che vada a fare l'interesse dell'agricoltore, dell'imprenditore agricolo e non di chi veicola quel tipo di agrofarmaco, di fitofarmaco, di macchina, di attrezzatura. E purtroppo, guardate, oggi questa carenza è sistematica sul nostro territorio, non solo da noi, in tutta Europa sicuramente. Quindi riprendo le parole di Franco di Contarin, di dire veramente mettetecela tutta, cercate di essere sempre i migliori nel vostro campo e nel vostro settore, quindi formazione, curiosità, cercare al di fuori del vostro ambito idee nuove, ma c'è un bisogno, cioè non vi mancherà il lavoro, ecco, non avrete problemi ad essere disoccupati o andare a fare un lavoro diverso da quello che vi piace se ci metterete passione e formazione. Assolutamente importante la flessibilità, anche un po' l'inventiva di quello che andranno a inventarsi come lavoro. Andrea? Il problema dei tecnici in campo è un problema serio, grave e che noi abbiamo riscontrato negli anni grosse difficoltà da questo punto di vista qua. Detto questo vi ringrazio per l'attenzione, sono alla fine, cioè sono l'ultimo, penso più o meno, e cerco di sintetizzare 2 consigli, anche se vedo che sia abbastanza capottai. No, dai, in senso buono del termine. Secondo me io aggiungerei uno slogan, una terra da inventare, perché è da reinventare visti i cambiamenti climatici che noi stiamo vivendo, ma anche da prendersi cura. E per quello che mi riguarda, ci siamo detti da subito con mio fratello, visto che noi dovremo lavorare in questo settore per 40 anni almeno, forse, bisogna prendersi cura della salute del suolo. Io, se fossi l'algoritmo di TikTok, bannerei tutti quei influencer o tali, presunti tali, che sul campo, in piende paltin, vanno dentro con le macchine a far disastri. Questo è un problema serio, perché se non ci prendiamo cura del terreno non si mangia fisicamente, non si mangia economicamente. E bisogna avere il coraggio di rompere gli schemi, perché non è più, scusate l'emozione, ma adesso sono un treno in corsa, e non si può più fare le cose perché si era sempre fatto così. 2 esempi, col radicchio di Treviso. Si semina, di solito si è sempre seminato intorno all'8 luglio o trapiantato nella 3ª settimana di luglio. Con mio fratello qualche anno fa abbiamo posticipato di 10 giorni. Il papà, un disastro, tutti trapianta e gli altri si qua che aspetta. E l'anno dopo anche il confinante ha aspettato 10 giorni perché con le estati calde vanno insieme prima del previsto e quindi si perde raccolto. Il nostro invece è riuscito ad arrivare alla fine abbastanza sano. Quest'anno si parla di un 50% in meno di produzione del radicchio di Treviso IGP a causa di marciumi in campo, asfissia radicale per tutte le piogge che ci sono state tra settembre e ottobre. Se venite alle nostre parti ci sono campi che stanno proprio partendo, si vede la pianta in collasso totale. Non parlo del mio campo per scaramanzia, ma si vede chi gestisce il terreno in un modo e in un altro. Quindi prendiamoci seriamente cura del terreno, perché appunto le ripercussioni sono nel lungo periodo. Il secondo consiglio è sempre da operatori, non da imprenditori, è di fare informazione con chi è di fuori del nostro settore, perché chi ti viene a dire ma perché noi tira su sti campi di soia? Dopo che ha piovuto 10 giorni, vatti a Trebbia a tirare su soia, te che resti dentro e non te tiri più fuori. Quindi bisogna anche fare informazione nel mio caso al cliente, e non ci si può più aspettare che ci sono sempre
non si può avere sempre tutto a disposizione da un punto di vista di prodotto, tipo nel nostro caso di verdura o frutta, perché appunto per come stanno andando le cose, se sto anno non si riesce a far fasioi, cioè dovrei qui in scatola che arriva dagli Stati Uniti, non lo so, però bisogna cambiare un po' di paradigmi. Ecco, grazie, scusate un attimo la voce. Allora, grazie anche per aver tirato fuori la questione di influencer. Vi voglio chiedere una cosa, prima di lasciare spazio ai ragazzi, quindi preparatevi le domande, perché adesso è vostro spazio. E una cosa che di solito non si chiede, però voglio chiedervela: non avete mai sbagliato? E soprattutto, quando avete sbagliato, che cosa avete fatto? Perché è tanto semplice dire io sono stato bravo, ho fatto questo, però in realtà nel percorso di tutti c'è lo sbaglio da cui si può imparare. Quindi vi chiedo se c'è stato uno sbaglio da cui avete imparato qualcosa. Non so chi vuole iniziare, non occorre il giro classico, chi vuole iniziare me lo dica e prenda pure il microfono. Allora, io sbagli ne ho fatti tanti, fortunatamente quando ho iniziato a lavorare su questo consorzio avevamo un fatturato di 35 milioni di euro, siamo adesso a 70 milioni di euro, quindi diciamo c'è stato anche qualche risultato. Però uno sbaglio ad esempio è stato proprio legato al progetto che abbiamo illustrato oggi, che ha avuto un finanziamento molto importante, perché alla fine abbiamo avuto quasi 700.000 euro di finanziamento dal piano di sviluppo rurale. E lì ad esempio uno degli errori che è stato fatto è stato proprio nel non riuscire a coinvolgere i partner diciamo poi nel mantenimento del prodotto e del progetto. Cioè, l'esempio molto banale è questo, non faccio nomi, insomma, ma uno dei partner, che è stato un partner decisivo scientificamente, tecnologicamente, diciamo, fondamentale per raggiungere il progetto, terminato il nostro progetto, ha di fatto venduto l'intera società a una multinazionale che produce agrofarmaci. Quindi noi siamo partiti con l'idea di creare un prodotto indipendente che doveva essere indipendente nel consigliare gli agricoltori, e di fatto poi l'anima tecnologica del progetto è stata acquistata da una società di agrofarmaci, e quindi noi abbiamo dovuto dire ok, non possiamo più usare questo prodotto perché dietro c'è uno dei grossi produttori di agrofarmaci e il nostro obiettivo era invece essere indipendenti, ecco. Quindi per dire è importante non farsi magari cogliere dalla progettualità, dalla verità delle cose nel medio periodo, nel breve periodo, ma cercare sempre un po' di vedere anche oltre, e diciamo che grazie anche a questo progetto tutti gli altri progetti che abbiamo fatto successivamente prevedono poi dei vincoli anche per i partner che diciamo il prodotto rimanga a disposizione, anche se poi i percorsi delle società, delle imprese, dell'industria sono diversi, però è importante cercare di vedere anche un po' oltre, insomma, ecco, e questo per me è stato un insegnamento importante. Sbagli sempre tanti, l'importante è analizzare lo sbaglio e cercare di migliorare. Noi stiamo pagando la mancata formazione in campo gestionale, cioè mio fratello appunto campo tecnico, io campo, diciamo, altro campo proprio, e nessuno di due aveva una formazione economico-finanziaria, e questo lo abbiamo pagato sotto diversi punti di vista, perché non basta il cuore, non basta la visione, serve anche poi la messa a terra. E quindi quando si sbagliano a far conti, si sbagliano a far previsioni, sono malanni, perché non si parla poi su un anno di lavoro di 5-10 mila euro, si può rischiare anche di più. Quindi sempre attenzione da questo punto di vista qua, insomma. Sì, anche nel nostro caso dirò di più, io so che sto sbagliando anche adesso, stiamo facendo degli errori probabilmente in campo di cui siamo consapevoli,
perché per mancanza di un po' tempo nostro, perché magari siamo più concentrati, appunto abbiamo appena finito i restauri nella parte agrituristica, sappiamo che stiamo sbagliando in campo delle cose, ma non abbiamo tempo di metterci la testa e non ci sentiamo seguiti con il famoso problema che dicevano loro dei tecnici. E quindi un progetto che noi abbiamo adesso per il 2025 è riuscire a trovare qualche tecnico bravo che ci segua e che magari modifichi anche alcune cose che noi stiamo facendo, abbiamo la sensazione che potremmo fare meglio, che stiamo facendo forse un po' male. Parlo di trattamenti che noi attualmente non facciamo praticamente niente, però ovviamente le produzioni sono molto basse e stiamo perdendo opportunità attualmente in azienda agricola per questo motivo. Lo so, parliamone. Allora, io adesso vi darei spazio, vi cedo questo microfono, quindi utilizzo quell'altro. Ci sono delle domande? Alzate magari la mano che giriamo e... Sì, ce n'è subito una. Guarda, prima... Salve, io ho una domanda. Cosa vi ha attirato a questo mondo agricolo e quando avete capito quale sarebbe stata la vostra strada? Che è quello che arriva da tutt'altra storia. Allora io non vi nascondo che ho fatto lo scientifico, l'ultimo anno scientifico ho fatto i primi 2 anni di università e anche la scelta dell'università iniziale era dettata da il fatto che stavo facendo dei concorsi per cercare di entrare nelle forze armate, quindi io volevo diventare o carabiniere o esercito sostanzialmente, quindi questa doveva essere la mia strada. Ancora ogni tanto se vedo video, servizi che parlano di forze dell'ordine mi mangio le mani, diciamo così, no dai. E poi comunque il fatto è la passione e il rendersi conto che era questa la strada è venuta nel tempo, non ci sono state folgorazioni divine e me ne sono reso conto stando sul territorio, rendendosi conto che siamo fortunati, cioè parlo nella zona mia, fortunatissimi, e il territorio in cui siamo è un territorio fortemente vocato a quello che è il mondo orticolo, per il tipo di suolo e per la disponibilità d'acqua nel sottosuolo, perché noi siamo in una zona di falde acquifere. Quindi è una consapevolezza che viene mano a mano e le soddisfazioni non ultime appunto di ritorno dei clienti, l'esempio di prima in negozio, ma anche da un punto di vista di ristorazione, perché lavoriamo sostanzialmente anche con chef stellati, di cui un nostro cliente ieri è passato da 1 a 2 stelle, quindi ieri mattina abbiamo seguito con apprensione la nuova presentazione della guida Michelin, e quindi anche quello è un riscontro, un ritorno del lavoro che si sta facendo sostanzialmente. Sì, anche io ho studiato giurisprudenza, l'ho detto prima, quindi l'idea di fare l'imprenditrice agricola non è che mi sfiorava tanto, è venuta col tempo. Addirittura quando i miei genitori hanno deciso di aprire l'agriturismo e quindi di affiancare all'attività agricola, che era una cosa di mio papà e che vedevo anche un po' così, sì, ce l'avevo in cortile, però era una cosa lontana che si arrangiava lui, io non era tanto il mio. Quando hanno deciso di aprire le camere, gli ho detto: voi siete matti, cioè, una litigata incredibile, avevo più o meno la vostra età, e invece poi con il tempo mi è venuta la passione e adesso non riesco a immaginarmi delle giornate senza poter parlare con le persone, raccontare e far vivere il nostro territorio. Quindi è una cosa sì, che non ho avuto la folgorazione neanch'io, mi è venuta lavorandoci. Beh, io invece in realtà ho sempre voluto un po' lavorare in ambito agricolo, difatti le superiori sono agrotecnico, a Mirano in realtà, quindi un'altra provincia, ma ho fatto l'agrotecnico, poi ho fatto scienze agrarie.
E no, per me ovviamente diciamo, poter dare il mio contributo per un'agricoltura migliore, sana e sostenibile è sempre stato un po' il mio pallino. L'ho fatto nella pubblica amministrazione con un forte spirito di servizio e so che lo sta facendo ancora oggi qui gli ex colleghi, amici insomma che lavorano in regione e negli altri enti come Avepa e quant'altro. E poi ho avuto questa opportunità invece di licenziarmi dal pubblico per andare in un ambito privato, dove però c'è sempre questo ruolo di fare l'interesse di un numero elevato di aziende che poi ricade sul territorio. Insomma, ho vissuto anche in prima persona il boom, il fenomeno del Prosecco, perché è una cosa, quando sono arrivato io nel 2013 eravamo un po', diciamo, era già partito il treno, ma poi è stata una macchina che ha travolto un po' tutti, insomma, e quindi nel bene e nel male c'è tutto il tema della monocultura, che conosciamo bene anche da dentro e cerchiamo di dare il nostro contributo perché abbia un futuro, insomma, ecco. Quindi secondo me il discorso che ha fatto Franco Contadini è stato illuminante, cioè dobbiamo sentirci protagonisti, avere il desiderio di essere protagonisti. Io questo desiderio l'ho un po' sempre coltivato e certe volte anche spendendoci forse anche troppe risorse, sacrificando altre robe, però insomma poi le soddisfazioni ci sono e ci sono anche state, insomma, ecco. Io non sono più giovane, ho 50 anni, ma altri 30 anni dovrò dedicarli sicuramente al lavoro. Grazie. Grazie anche per la sincerità. C'è qualche altra domanda? Qualche altra domanda che arriva da in fondo? Dall'ultimo banco, l'ultima fila? Se no faccio io un'altra domanda nel frattempo, finché ci pensate. Siccome molti di voi hanno parlato anche di un passaggio generazionale, voglio chiedere se questa cosa di avere i genitori e i nonni che appunto hanno un terreno, hanno un'azienda, sia stata all'inizio, oh mio Dio, mi tocca fare questa cosa, oppure, beh vabbè, faccio un'altra cosa prima e poi magari ci penso, oppure, viva, ho questa cosa tra le mani, la faccio diventare una cosa bella, una cosa appunto anche economicamente redditizia. Chi mi vuole rispondere? Vai. Sì, allora una cosa su cui hanno sempre insistito i miei genitori e li devo ringraziare è stata di andare a fare delle esperienze fuori prima di decidere. Per cui sia io che mia sorella abbiamo lavorato, cioè lei sta ancora lavorando in realtà fuori, con degli altri lavori completamente diversi, forse anche più attinenti al nostro percorso di studi, in modo che l'idea di continuare nell'azienda agricola fosse una vera e propria scelta. E così è stato, li devo ringraziare per questo, perché so che magari non tutti hanno la possibilità di farlo. Tante volte ci si trova un po' con queste aziende agricole in mano, viene considerato naturale da parte dei genitori che noi giovani ci dobbiamo lavorare dentro. In realtà non è così. Quando prima vi dicevo lavorate con cura su voi stessi, è proprio questo: voi dovete costruirvi una professionalità che va al di là di quello che avete alle spalle, perché questo vi renderà più forti. E anche all'interno degli equilibri della vostra famiglia ci sono dei consulenti che poi vi aiutano eventualmente nel passaggio generazionale, e questi vi diranno sicuro, perché insomma è capitato anche a noi, che la vostra dimensione personale è la prima dimensione su cui voi dovete lavorare. Quello che c'è in famiglia siete fortunati se c'è, poi non è detto sempre che sia una fortuna, però non lo dovete dare per acquisito. Prima venite voi, e se c'è l'opportunità, se c'è una visione, se c'è un sogno, potete, se ci sono le competenze, potete anche entrare in azienda e pensare di creare qualcosa insieme alla vostra famiglia, o si capirà con chi, ma prima venite voi. E sì, anche come vi ho già più o meno accennato, da parte nostra nessuno ha insistito perché restassimo in azienda, e neanche il nonno a sua volta all'epoca. Era proprio una scelta, perché lui praticamente negli anni '80 erano le famiglie allargate dove c'erano zii, cugini, tutti quanti, avevano tutti una segheria, quindi loro facevano pioppi
e cassette, imballaggi e pallet. E hanno fatto party negli anni 85 e quindi lui si è ritrovato ad avere in mano in gestione una parte di terreno, anche se lui avrebbe voluto continuare con l'attività di segheria cosiddetta. E quindi poi c'è il mio papà ha saltato la generazione e noi siamo subentrati perché abbiamo più o meno capito che potevamo avere qualcosa in mano da cui non partivamo proprio da zero e dove potevamo un po' esprimerci. Mi inserisco con un altro consiglio che se tornassimo indietro probabilmente faremo uno stacco, quindi studio, lavoro al di fuori per poi rientrare in azienda, questo per vari motivi, tra cui poi eventualmente la gestione anche del personale, quindi capire come viene gestito il personale in genere e come si viene gestiti da dipendenti aiuta poi anche a gestirlo come titolari di impresa sostanzialmente. Intanto vi sono spuntate delle domande? No? Se no ne faccio un'altra io per chiudere, visto che si è parlato degli influencer. Ah, ne abbiamo, vai! Ciao, io volevo chiedervi, cioè non mi è stato molto chiaro da cosa è determinato il bando nel PSR di cui avete parlato. Se poteste essere un po' più chiari. Grazie. Da cosa è determinato il bando nel PSR? Esatto. Allora sì, forse sono stato io un po' troppo veloce, se ho capito la domanda. Allora, la gestione di questi strumenti funziona in questo modo. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale approvano un documento, è un libro, lo trovate disponibile sul sito Sviluppo Rurale Veneto, Rurale Veneto, adesso non ricordo bene, ma li trovate nel Vademecum. Questo documento ha una dotazione di risorse finanziarie che nel loro totale sono questi famosi 817-18 milioni di euro. Il documento definisce, in base a regole superiori, la durata, cioè c'è una scadenza. Questi soldi vanno utilizzati per finanziare delle operazioni, dei progetti e i relativi costi entro, in questo periodo di programmazione, il 31 dicembre 2027, che è la fine. Allora, la Giunta regionale chiede all'autorità di gestione, l'assessore dice: Contarin e i tuoi collaboratori, predisponete un cronoprogramma che dica e dimostri che nell'arco degli anni a disposizione, era il 2023 fino al 2027, prevedete di fare uscire una serie di bandi sui diversi interventi, cioè sui diversi obiettivi, sulle diverse regole, che possano raccogliere le domande, i progetti, assegnare a ogni singolo beneficiario una parte di questi 818 milioni e quindi garantire che entro il termine finale del 2027 siano tutti assegnati a N migliaia di progetti. In questa programmazione che si sta concludendo in questi giorni del 2014-2022, perché poi c'è tutta un'inerzia, un periodo ulteriore di conclusione, per dirvi, sono state finanziate circa, se non ricordo male, 78.000 domande / progetti. A ciascuno viene dato il tempo necessario per realizzare. Ad esempio nel caso di Andrea, sicuramente lui ha parlato di premio di insediamento, il bando di insediamento a cui lui ha partecipato dice: bene, dal momento in cui la tua domanda e il tuo progetto sono accolti e finanziati, dicendoti quanti sono i soldi che ti vengono assegnati, hai 36 mesi di tempo al massimo per concludere e esibire tutti i documenti di spesa, le fatture, la relazione finale che dice dovevo fare questo, ho fatto questo e così via. Okay? Allora, la Giunta approva il calendario dei bandi, l'ha approvato a inizio 2023, che ha detto per ognuno dei 44 interventi, cioè dei 44 tipi di bandi diversi che ci sono, quando sarebbe uscito il bando sino al 31 dicembre 2027. Ad esempio, io uscirò di qui e scapperò a Venezia perché
la commissione del Consiglio regionale, che deve dare obbligatoriamente il parere sui bandi, deve valutare dei bandi che devono uscire a dicembre. Il nuovo bando del pacchetto giovani a cui ha partecipato a suo tempo, anni fa, partecipò Andrea e il fratello. Oppure quello della ristrutturazione dell'agriturismo, delle fattorie sociali e fattorie didattiche a cui ha partecipato la mamma o comunque ha partecipato Giulia con la sua azienda. Sono calendarizzati, quindi gli uffici cosa fanno? Sanno che c'è il bando, ad esempio io ho ricordato a luglio a dei miei colleghi, perché poi ogni bando ha un suo specialista che lo segue, ai miei colleghi specialisti dei bandi che sarebbero usciti a dicembre, ho detto ragazzi al lavoro perché entro settembre deve essere pronta la bozza dei bandi. La bozza dei bandi non è un'invenzione che ogni volta uno si inventa al mattino, lo scrive, no, in realtà il documento di programmazione alle spalle contiene già i principi che vanno dettagliati nel bando. Il bando viene elaborato da uno specialista con un lavoro di team, perché poi viene supervisionato da altri colleghi esperti, non da ultimo, ad esempio lo dico, dai colleghi che poi partecipano a dei gruppi di lavoro con gli ingegneri informatici che sviluppano il sistema informativo che gestisce queste domande, perché una cosa che ho omesso io, c'era una slide che lo diceva ma nella fretta non l'ho detto, tutti questi progetti, queste domande sono gestiti in maniera informatizzata, digitale, sino alla conclusione. Per questo servono delle figure esperte, nel caso delle aziende consulenti, nel caso nostro abbiamo dei colleghi che si interfacciano con dei fornitori informatici ad esempio. E quindi l'esperto specialista a inizio settembre, metà settembre ci hanno fornito la traccia, l'abbiamo visionata in questi gruppi di lavoro, 15 giorni fa si è concluso, 10 giorni fa si è concluso il lavoro, io sono l'ultimo che dà l'ultimo visto tecnico, va bene, e l'ho fornito all'assessore. L'assessore lo discute in giunta regionale, la nostra giunta regionale è composta da 10 assessori e da un presidente che lavorano collegialmente e approva la proposta. Su quella proposta di bando è previsto che ci sia il parere del Consiglio regionale, il Consiglio regionale la discuterà, la visionerà, devono essere presenti, sarò presente io in rappresentanza dei tecnici per fornire eventuali chiarimenti, dubbi, oppure può anche modificare degli aspetti che ritiene non siano coerenti alla strategia complessiva del documento di programmazione iniziale. Una volta approvato viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Il bando dice guarda, dal giorno in cui viene pubblicato il bando hai tempo 3 mesi, 4 mesi, 60 giorni a seconda del tipo di bando per presentare le domande e i progetti. Il bando contiene anche le tempistiche entro cui i colleghi, in questo caso di Avepa, vi ho detto che Avepa raccoglie le domande, degli altri tecnici, la maggior parte sono agroforestali, quindi periti, laureati nelle materie in cui stiamo studiando tutti noi, istruisce, ha tempo 4 mesi per redigere la graduatoria, dire chi non è ammissibile perché magari c'è un vizio, manca un documento, non c'è il permesso di costruire o non sta in piedi il business plan online che bisogna fare per dimostrare che c'è sostenibilità economica in quel progetto, per non correre il rischio di fare un progetto che in realtà mette in difficoltà l'imprenditore anziché migliorare il suo assetto aziendale. Al 120° giorno viene promulgata la graduatoria che dice chi è ammesso in un certo ordine, se i soldi sono sufficienti a finanziare tutti si finanzia tutti, altrimenti si scorre la graduatoria fino al punto in cui bastano le risorse. A ciascun beneficiario poi arriva una comunicazione che gli dice guarda sei stato finanziato, devi operare in questo modo, le spese le devi sostenere così, ti ricordo che il bando prevede questi impegni, hai tempo questi mesi di tempo o anni di tempo per rendicontare e la rendicontazione la dovrai fare in questo modo. Come diceva Giulia, questo iter è abbastanza complesso perché l'uso di queste risorse, trattandosi di risorse pubbliche, deve adempiere a molte leggi, deve essere congruente con molte norme. Tutti voi avete sentito un caso clamoroso che è adesso sotto giudizio presso i tribunali in Sicilia, è stato quello di
aiuti del PSR o per l'agricoltura biologica o per il mantenimento dei prati e dei pascoli per fare, o per nutrire di foraggio il bestiame o per fare pascolare il bestiame, nelle montagne della Sicilia si è scoperta una grossa truffa. Allora, per prevenire le truffe, ecco che in molti casi la documentazione da allegare alle domande è molto importante, oppure la documentazione che si richiede alla fine per esibire le spese sostenute, affinché le spese siano per il progetto e non per cose non previste dal progetto. Questo prevede, ripeto, dei requisiti, delle modalità, dei criteri molto rigorosi, e di acquisire documentazione, ad esempio la certificazione antimafia nel caso degli importi più cospicui di finanziamento. E per questo Giulia diceva, ad esempio, è importante avere dei consulenti non solo per la parte agronomica, per la parte fitoiatrica o per la parte veterinaria, ma anche proprio per poter presentare correttamente la domanda e il progetto, e per poter poi rispettare i tempi e compilare tutte le documentazioni. Ad esempio, ti faccio un esempio, a me è dispiaciuto tanto, ma è successo il caso di un giovane agricoltore che ha fatto società col papà, e la Corte dei Conti, perché ci sono poi tutta una rete di controlli, ha contestato il fatto che l'ordine di pagamento della fattura con cui si pagava l'attrezzatura, non so quale fosse, non l'ha fatto lui, il giovane agricoltore capo dell'azienda, ma l'ha fatta il papà. Questa è una regola, ad esempio nel caso dei giovani, che gli ordini di pagamento li devi fare tu, giovane agricoltore, perché questo dimostra che sei effettivamente tu il capo, non è il nonno che nell'ombra, perché la finalità è di insediare giovani agricoltori, cioè che ci sia effettivamente un ricambio generazionale. Allora, il consulente esperto, ad esempio, avrebbe consigliato in quel caso lì, poi ho scoperto che effettivamente questi avevano fatto da soli, correndo questo rischio, e sono caduti sulla buccia di banana, perché molti consulenti, ce ne sono diverse centinaia in Veneto, di professionisti, periti o agronomi o commercialisti o geometri, fanno anche i corsi per presentare bene le domande e sanno benissimo che questo aspetto non va sottovalutato, va fatto l'ordine di pagamento da parte del titolare. E questo spero non so se ti ho risposto, ecco. Quindi il bando viene promulgato non a caso, non a capocchia, ma perché nell'attività di programmazione l'organo politico preposto che governa l'agricoltura, che è la giunta regionale tramite l'assessore regionale dell'agricoltura, ha deciso e pubblicato, quindi tutti lo sanno, un calendario, un cronoprogramma per uscire con i bandi, e noi uffici rispettiamo quel cronoprogramma per far uscire il bando nel momento dovuto. Allora, io aggiungo che tra l'altro il vademecum lo trovate nella cartella, quindi avete tutto, e che poi tutte le informazioni ci sono anche sul sito di Veneto Rurali, quindi questo assolutamente. C'è una domanda che arriva anche dall'online, dalla quarta BP. Quanto è stato importante la redazione di un business plan e siete stati seguiti da un professionista in questa fase? Questo arriva dalla quarta BP. Chi vuole rispondere? Sì. No, per noi ovviamente la redazione del business plan è stata molto importante, siamo stati aiutati soprattutto perché in un gruppo operativo ci sono diversi soggetti, anche proprio con formazione diversa, struttura giuridica diversa e anche modalità decisionali diverse. In alcune realtà deve decidere il consiglio di amministrazione, in altre c'è un'assemblea. Quindi mettere nero su bianco una scansione temporale che dicesse quanto dovevamo investire in questo progetto e calcolare poi anche il rientro di questo progetto è stato fondamentale. E lo dico molto chiaramente, se non fossimo stati costretti a farlo in questo modo tramite appunto gli obblighi del bando, probabilmente non l'avremmo fatto e probabilmente ci saremmo trovati con qualche sorpresa in itinere che invece, mettendoci prima a discutere, è stato utile farlo prima. Se volete rispondere anche voi, se no ditemi voi. Vai.
Sì, anche noi l'abbiamo fatto, è utile anche per ottenere, aggiungo un altro dettaglio, per ottenere non solo per se stessi ma anche per ottenere finanziamento ulteriore da parte delle banche, perché anche le banche chiedono, quando si va a chiedere, mi servirebbero tot soldi per fare questa cosa, dicono ok bene, ma che cosa hai in mente? Mi fai una relazione, mi fai un business plan, mi fai vedere qualche documento, cosa avete preparato, per cosa vi servono, e quindi mettere ordine con un business plan alle proprie idee, oltre a far chiarezza interna, oltre a servire per il PSR, serve anche se si ha bisogno di accedere al credito. Sì, io aggiungo 2 cose velocissime, e il business plan anche proprio concretizza l'idea, nel senso che tipo nel nostro caso era molto semplice perché appunto abbiamo investito su 3 attrezzature, ma quanto fitosanitario si andava a risparmiare in un anno, che tipo di trattamenti non si facevano, quindi lato economico, lato salute, tutta una serie di aspetti che venivano contabilizzati. Adesso ovviamente non me li ricordo perché sono passati un po' di anni, però la messa a terra del business plan non è solo voglio arrivare là, ma anche come fisicamente ci arrivo. E provo un attimo a rispondere anch'io alla domanda precedente, lato impresa. Il primo è ovviamente il discorso primo insediamento, all'epoca serviva cash, e quindi o finanziamento in banca o leasing, oppure a marzo esce il bando, poi i risultati saranno ad agosto, quindi dai, corriamo che facciamo la società e proviamo ad accedere attraverso questo strumento. Oppure qualche anno fa, però penso abbiamo beccato l'anno un po' strano, volevamo partecipare al bando, cioè volevamo convertirci da azienda convenzionale a azienda biologica, quindi cosa possiamo fare per portare a casa qualche finanziamento, perché comunque la conversione significa pagamento dell'ente certificatore, realizzazione di siepi, perdita in campo per fasce tampone, quindi perdita in campo di prodotto, quindi sono tutta una serie di costi che comunque servono, cioè soldi che servono e costi che mancano, cioè entrate che mancano, e quindi siamo andati a capire se potevamo essere aiutati dal bando per il discorso del biologico. Era l'anno che comunque forse c'era un periodo di pausa, confusione, se non ricordo male. Poi in ogni caso per tipi canali di vendita che avevamo deciso di lasciar stare, e anche per come era strutturato come sono strutturati i nostri terreni. Quindi anche un po' così alla fine è questo il senso di tutti i discorsi stamattina. Sì, quindi se avete un'idea andate dal vostro commercialista o in associazione di categoria e dite io ho questa idea, c'è qualche strumento ad oggi che mi può essere utile? Sì, ti diranno, c'è il PSR che è in programma di uscire a seconda di quando loro l'hanno fatto, e a seconda delle date che le associazioni di categoria più o meno sanno o i consulenti sanno, ci si programma un attimo le attività e si capisce se ha senso farlo, non ha senso farlo, o ha senso andare a guardare altrove altri bandi, altri enti che possono darvi una mano. Allora, se non ci sono altre domande, io vi chiedo di inquadrare il terzo QR code, che è un po' la chiusura di questa mattinata, è un po' un indice di gradimento, un sondaggio alla fine se vi è piaciuta questa mattinata, eccetera, eccetera, quindi se ci aiutate chiudiamo anche con questa ultima sessione finale. Vi diamo sempre un minuto. Allora, vediamo anche quali sono i risultati. Siete riusciti già? Siamo proprio ultimi sforzi. Vediamo qual è il risultato di questo ultimo sondaggio di gradimento. Vediamo un attimo. Eccoci qua. Direi che tra l'abbastanza e l'interessante non è male. Vediamo la seconda. Allora, vediamo un attimo che qua il risultato, anche qua dobbiamo mettere, questi erano ovviamente gli argomenti, e adesso vediamo qual è il risultato sempre. Noi adesso chiuderemo questa nostra mattinata proprio con la storia, la terza parte della storia che avete visto all'inizio, e tra le altre cose vi voglio ricordare
che all'interno della cartellina trovate anche il libro Una terra da inventare, che è proprio una raccolta di storie che possono essere utili come quella dei nostri testimonial oggi. Siccome vedo che avete scritto che vi sono piaciute le storie, che sono sempre le cose che fanno breccia, perché è un po' l'esperienza viva di ognuno di loro, con gli sbagli, le intuizioni, le genialità. Allora, io direi che possiamo lanciare il video con la storia, che è questa terza parte della campagna di comunicazione, quella che adesso trovate online, diciamo, molto sul pezzo. Cara Emma, finalmente è tornata la pioggia. Ci sono state delle lunghe settimane di siccità. Il nostro mondo sta cambiando. Ma io ho pensato ad una soluzione. Nella nostra azienda agricola, i prodotti sono coltivati solamente con tecniche sostenibili e rispettose dell'ambiente. Consumano meno della metà dell'acqua e i frutti sono molto più sani. Sono quelli che mangiavo da bambina. Non vedo l'ora di vedere i tuoi occhi illuminarsi quando li assaggerai. Arrivare fin qui non è stato semplice, ma grazie all'aiuto dei miei soci e alla nostra perseveranza, la nostra frutta fresca e la sua lavorazione sono diventate la merenda preferita di tanti bambini. La amerai anche tu. Spero che in futuro tutti possano assaporare il gusto della nostra terra con un semplice click. Manca poco al tuo arrivo. Non vedo l'ora di conoscerti. Amore mio. Avete visto che qua continuano le generazioni a proposito. Spero che vi siate divertiti e abbiate colto qualcosa. Volevo chiedere al dottor Contarin di chiudere giusto questa nostra mattinata, ringraziando naturalmente la scuola, il vicepreside e tutti voi che ci avete ascoltato e anche tutte le classi che ci hanno ascoltato in videoconferenza. Vi ricordo che sul sito trovate tutto. Sì, veramente una battuta, poche parole. Rinnovo i miei ringraziamenti, in particolare appunto all'istituto che ci ha accolto, a voi per l'attenzione che ci avete dedicato. E ecco, vi dico che siamo a vostra disposizione, tutti gli uffici regionali, per qualsiasi ulteriore informazione e per ulteriori eventuali occasioni di questo tipo, e nelle quali spero potrete trovare cose interessanti. E chiudo veramente rinnovando il mio augurio per il vostro percorso di studi che concluderete qui al Duca e poi per quello che farete successivamente. Ripeto, vi stiamo aspettando. Grazie. Grazie davvero alla Regione del Veneto. Un grazie va anche ai nostri testimonial che si sono raccontati questa mattina. Un grazie al dietro le quinte di chi ha lavorato anche a questo evento e che sta continuando a lavorare anche alla campagna di comunicazione che arriva fino a voi e a voi attraverso magari il passaparola ad altre persone. In bocca al lupo per questo anno scolastico e buona giornata a tutti.